sento sfinito, mentre non riesco a spiegarti che cosa mi è capitato. Era una sera normale, ero venuta a cercare, non c'eri, però con tua madre mi misi a parlare. E quando l'ho avuta di fronte, che scherzo m'han fatto gli occhi miei, credevo che fossi tu ed era lei. Poi mi sembrò naturale guardarla così come guardo te, perché sei uscita, penso, se ci penso, la pioggia continua a cadere e tu continui a non parlare, hai l'aria di un cigno che muore, la vittima la sai fare. Di certo non è quel sospiro che può cancellare quel che sei. Tu rimani tu e lei è lei. Non è colpa mia se mi piace ogni cosa che rassomiglia a te. Adesso hai capito perché m'hanno fatto innamorare gli occhi verdi di tua madre, il sorriso di un tramonto dove ci si può specchiare, i tuoi passi all'improvviso e un tuffo a cuore immenso. Penso, se ci penso. Buongiorno, buongiorno, questa canzone bellissima la dedico a tutte le mamme, a tutte le mogli che non vedono più tornare a casa i loro mariti, i loro figli. Avremo ospite, dopo la prima parte, Monica Micheli, il marito, la mamma di Mattia Battistetti, questo dolore immenso che non passerà mai, che qualcuno lo sta ancora calpestando, non avendo rispetto per questo dolore. Ma vi presento subito i cari graditi ospiti di questa mattina. Abbiamo collegato da Asiago il sindaco Roberto Rigoni Stern. Buongiorno sindaco, grazie veramente di aver accettato l'invito nonostante sabato e tutti gli impegni che ha. Veramente grazie sindaco. Buongiorno a voi Mirella. Non serve che vi presenti il dottor Antonio Romeo, chi non lo conosce, ecco, cambiamento maschile, questo cambiamento che almeno da quello che si vede, dottor Romeo, si fa fatica a capire se è arrivato, se non è arrivato, perché i femminicidi continuano in maniera incredibile, una cosa che non riusciamo a capire, ne parleremo questa mattina, ma io inizierei proprio con il sindaco Roberto Rigoni Stern per parlare di questi animali selvatici, in particolare
i lupi, gli orsi. Lei è su un territorio che qualcuno ha cercato anche di dire cerchiamo di metterne qualcuno anche là, ma il presidente Luca Zaia si è opposto, ha detto in Veneto non vogliamo gli orsi. Cosa ci racconta, sindaco? Ma diciamo che c'è una grande preoccupazione da parte di tutta l'area trentina perché questi orsi si stanno espandendo in modo importante. La situazione è sicuramente fuori controllo, tant'è vero che l'orsa che ha ucciso il ragazzo la settimana scorsa aveva già aggredito 2 anni fa una coppia di ragazzi e questo sta creando un allarmismo, nel senso che su una popolazione di orsi che era previsto si attestasse attorno ai 50, ai 60, si parla ora di circa 120-130 capi. Quindi questo passaggio, come dire, questo ampliamento, diciamo così, del numero di orsi presenti in quella zona del Parco dell'Adamello prevalentemente sta sfuggendo di mano a chi è preposto nel controllo di questi animali e i quali si stanno avvicinando anche alle aree abitate e stanno prendendo troppa dimestichezza anche con l'ambiente in cui si trovano. E questo è il motivo per cui il Presidente della provincia di Trento, oltre ad aver firmato un'ordinanza per l'abbattimento di questa orsa che ha ucciso questo ragazzo, ha elaborato un piano per poter asportare circa 70 capi di orsi e di portarli, trasferirli altrove. Ora non si sa che cosa voglia dire altrove, questo è un grossissimo problema perché se da un lato c'è la necessità di arginare questo fenomeno, questa espansione di queste comunità di orsi, dall'altro lato ci sono tutte le implicazioni normative del caso legate anche alle forti pressioni delle associazioni animalistiche che fanno leva sul fatto che l'animale debba essere tutelato, debba essere protetto. Quindi la situazione è estremamente complessa, questo è il motivo per cui il WWF del Veneto aveva chiesto di farci carico di parte di questi orsi e noi che abbiamo già vissuto un'esperienza nel 2010 con il passaggio temporaneo dell'orsodino abbiamo detto assolutamente no, perché ne abbiamo avuto soltanto uno e ci ha creato tantissimi problemi, ha ucciso 12 capi di asini, ha creato terrorismo per ciò che riguarda i moltissimi turisti che frequentano la nostra terra ed ha creato le condizioni perché ci fosse un danno importante anche per tutte le attività dell'alpeggio. Noi siamo una montagna fortemente antropizzata che ha molte persone che vivono nel contesto dell'alpeggio, migliaia di capi di bovini e ovini che vengono ogni anno portati alla monticazione. Non possiamo pensare che ci sia, oltre alla piaga del lupo, perché è veramente un grossissimo problema anche la reintroduzione del lupo, che ci sia anche l'orso ad aggravare le problematiche territoriali. Allora, quindi... Sindaco, io vorrei anche capire però che ieri ho avuto ospite un responsabile del SIPRA che ha detto abbiamo tutti gli strumenti per conoscere il territorio. Il problema è che abbiamo gli strumenti ma non li mettiamo in opera. Allora, in Canada convivono con gli orsi e con i lupi. Noi purtroppo, perché nessuno ce l'ha insegnato, non riusciamo a capire che forse bisogna intervenire in maniera energica, forse anche con i forestali. Abbiamo una montagna di forestali in Sicilia. Allora, noi quando c'è l'emergenza, la protezione civile si sposta e va in Puglia, in Calabria, in Campania, in Sicilia, dove serve. In questo momento c'è un'emergenza qui da noi, che sono i lupi e gli orsi, perché il numero che ha dato lei è un numero che fa pensare, che fa riflettere. Perché non si fa questo? Allora noi continuiamo a parlare, però non si mette in atto quegli strumenti che potremmo avere e adoperare. Allora capisce bene che qualcuno fa fatica, specialmente gli ambientalisti, a dire ma solo qua si cerca sempre di dire uccidiamo, perché la prima cosa uccidiamo l'orso, uccidiamo i lupi. Cioè fra poco uccideremo le aquile, come ho detto ieri, perché si vuole costruire sempre più in alto, allora ci sarà l'aquila che dà fastidio perché arriva e magari crea problemi. Capisci che non si può continuare così. Noi dobbiamo mettere, visto che andiamo sulla Luna, degli strumenti che abbiamo, e in questo caso sono i forestali, se non li abbiamo andiamo a prenderli, in maniera di mettere in sicurezza il territorio.
Sbaglio oppure questo non si può fare per vari motivi? No, il ragionamento è corretto, ma è anche molto complesso da applicare. Le faccio un esempio. Questo progetto, Life Ursus dell'Unione Europea, prevedeva che questi orsi fossero radiocollarati, cioè che ci fosse un radiocollare per poter monitorare i loro spostamenti. Non solo la situazione è totalmente sfuggita di mano, ma addirittura alcuni pochissimi orsi che hanno questi radiocollari, questi dispositivi non sono neanche funzionanti, quindi non riusciamo neanche a controllare gli orsi sui quali sono stati applicati questi radiocollari. La situazione è veramente complessa, perché pensare che gli uomini del corpo forestale seguono quotidianamente i movimenti, i passaggi dell'orso da una parte all'altra per evitare magari contatti delle persone con l'orso è sì, un'operazione molto molto complessa. Ma allora nel senso cosa che si questo fa? richiederebbe... Scusi Sindaco, ma allora cosa facciamo? Ma vede, ad esempio in Abruzzo sono riusciti a creare una coabitazione interessante con l'orso, cioè l'orso non ha creato più di tanti problemi negli ultimi anni, ma lì si tratta di zone molto ampie, di cui alcune poco antropizzate, dove l'animale si sposta per lunghissimi percorsi senza incontrare l'uomo. E forse questo modello c'era ancora all'inizio con il parco dell'Adamello del Brenta, cioè zone immense, migliaia di ettari, dove quei 3, 4, 12, 20 orsi che erano presenti all'inizio si muovevano assolutamente indisturbati senza correre il rischio di un incontro ravvicinato con le persone. Quando cominci ad avere 120 capi, così come sono stimati, può essere che tra questi ci sia, come è successo, un animale pericoloso, un animale aggressivo, un animale che ha problemi. Come gli uomini. Come gli uomini, esattamente. E quindi quello che è successo con questo orso era sostanzialmente una tragedia annunciata. Poi a me viene un po' da sorridere leggere i cartelli. Io vado spesso nelle zone lì dell'Adamello perché mio papà è nato a Tione di Trento, quindi ho la casa lì proprio sotto il parco naturale dell'Adamello, vicino Pinzolo, Madonna di Campiglio. Ci sono cartelli ovunque, ma se tu trovi un orso come quello che ha rincorso questo povero runner, guardate bene, era un runner, cioè un ragazzo di 24 anni che correva. Figuriamoci se questo qui non si è dato a gambe levate quando ha visto l'orso. Eppure l'orso, che riesce a correre anche ad una velocità di 100 km all'ora, lo ha aggredito, lo ha dilaniato e lo ha trascinato per circa 70 metri a valle. Quindi siamo di fronte veramente a un animale che è imprevedibile, un orso di 300 kg. Quindi se da un lato c'è l'aspetto suggestivo legato alla presenza di questo animale che dà una dimensione di natura incontaminata, di integrità ambientale, di ritorno delle specie antiche su questi posti selvaggi, dall'altro lato è inevitabile doversi anche confrontare con quella che è la coabitazione con l'uomo. Noi abbiamo problemi seri a pensare di una reintroduzione dell'orso nelle nostre montagne, perché la nostra montagna fa parte di un sistema economico. Sulle nostre montagne è nato il formaggio asiago, ci sono 120 maghe, ci sono centinaia di migliaia di capi di bestiame. Quindi se il Parco Naturale dell'Adamello del Brenta è la zona più suggestiva e idonea perché è sterminata, immensa e non ci sono attività economiche insite, nel contesto della montagna nostra, così come pure credo i Monti Lessini veronesi, non si possa minimamente pensare di introdurre il lupo. Chiaro, è un tema molto complesso che è stato esaminato, è stato affrontato, è stato studiato, però ragazzi, quando avete 120 orsi di cui nessuno di questi è radiocollarrato, quindi io non riesco a capire gli spostamenti di questi orsi, no? E li lascio girare in modo autonomo fino ad arrivare all'interno di parco giochi dei bambini, piuttosto che dentro le arnie delle aziende agricole di questi paesi che sono a ridosso di questi monti. Era successo anche ad Asiago, cioè noi abbiamo avuto l'orso Dino che era arrivato a ridosso del centro storico.
e aveva divelto 4 o 5 casette di miele di un'azienda agricola che è poco fuori da Asiago. E quindi capite bene che non stiamo parlando di un cagnolino, stiamo parlando di animali che hanno un peso mediamente di 250-300 kg, che nessuno sa che tipo di reazioni possono avere se tu te lo trovi di fronte, che possono essere magari aggressivi come questa orsa, che magari hanno i loro piccoli e quindi a prescindere appunto dalla loro natura tranquilla di animali possono diventare aggressivi, perché per proteggere i piccoli gli orsi possono compiere delle azioni veramente inconsulte. E quindi è un fenomeno che deve essere governato, ma con grande professionalità. Sindaco, grande mi sente adesso? E attenzione. Sindaco, mi sente? Sì. Perché prima non riuscivo a mettermi in contatto con lei, non riusciva a sentirmi. Allora, Sindaco, ha ragione, però io penso che qualcuno ha sbagliato. Allora, se si sapeva che questo era il territorio e la montagna, adesso quel qualcuno dovrebbe pagare, perché sta danneggiando tutto il territorio. Ma qui in Italia il cerino passa e non paga mai nessuno, paga quel povero ragazzo che va a correre perché nessuno ha pensato di fare la prevenzione non mettendo questi animali che non potevano stare su questo territorio, perché l'ha spiegato benissimo lei, e invece l'ha fatto lo stesso, perché funziona così, come con le nutrie, coi lupi, con tutto. La colpa è di qualcuno, ma questo qualcuno è sparito dalla circolazione. Allora io vorrei parlare anche con Antonio Romeo di un altro orso, che è l'uomo orso, questo uomo che continua a uccidere in maniera incredibile, sbranando purtroppo queste donne, questo cambiamento maschile che fa fatica ad andare avanti, a prendere coscienza di quello che veramente è questa donna, questa mamma dei propri figli, la suocera. Adesso uccidono non tutti, ma ne basta uno, ne uccide 2 o 3 come niente, anche persone di una certa cultura. Cosa sta succedendo, dottor Romeo? Quello che succede da migliaia di anni, cioè è sempre successa la violenza maschile sulle donne. Oggi se ne parla di più, è sempre successa. Il problema di fondo è che c'è un solo modo, a mio modo di vedere, per l'esperienza che ho di uomini autori di violenza, c'è un solo modo per sradicare totalmente questo problema. E io penso che ci si possa arrivare, perché l'umanità ha già dimostrato che ha distrutto il fenomeno del cannibalismo, dello schiavismo, del razzismo. Il razzismo ancora no del tutto, ma insomma ha dimostrato che può fare molto. Il problema di fondo è che questa roba qua la risolviamo fondamentalmente noi maschi, perché le leggi bene o male ci sono, ma se in tutto il mondo da sempre accade questo, dobbiamo farci una domanda e darci una risposta. Perché noi maschi da sempre facciamo violenza sulle donne? Il giorno in cui ogni maschio, me per primo, io per primo, ragioniamo su noi stessi, e allora inizieremo un percorso per rimanere maschi ma non maschilisti e per vedere le donne con un occhio diverso. Ma finché immaginiamo, anche senza pensarci, ma in fondo c'è questo retropensiero che noi siamo superiori, che abbiamo sempre ragione, che i nostri desideri, le nostre voglie devono essere soddisfatte, che lei prima o dopo deve stare zitta, eccetera, 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 non ne veniamo fuori. Il lavoro è al 99% su di noi. Tutto il resto è utile, ma fin là, perché se 120 orsi, come diceva il sindaco, fanno danni, ma finora negli ultimi 10 anni quanti esseri umani sono stati uccisi dagli orsi in Italia? Non lo so, forse 10, ma non lo so. Ma in Italia sono migliaia ormai le donne, che più di 100 all'anno che vengono uccise, solo in Italia, non ne parliamo in tutto il mondo. Quindi se non capiamo la realtà profonda di questo problema, cioè che siamo noi maschi a dover cambiare, non ne veniamo fuori, Mirella. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Incominciamo intanto dall'orso. La storia dell'orso è vergognosa, perché anch'io da 25 anni, un sportivo che va a allenarsi, non vado a fare creatine. Innanzitutto in Trentino mi vado da 30 anni e proprio in Paranea, va bene, andano sulle zone dove appena arriva io ho portato
a Promo, a Giaura, a Spominone, io ho messo conosco benissimo la storia dell'orso. Innanzitutto la montagna non c'è più qui a 300 anni fa. La montagna è per tutta la popolazione, è per 20 milioni di persone, come l'Asiavo. La montagna dell'Asiavo non c'è più solo di gente che fa formaggio, c'è alberghi, c'è campi sportivi, c'è attrezzati dappertutto, ha speso una fortuna, ha creato posti di lavoro e adesso lì dagli orsi o i lupi a distruggere il lavoro della vita, di generazione. È assurdo. Gli orsi o i lupi si portano dove che nello spazio, se gli animalisti li vuoi portarli e si porta a casa sua, e si compra un poco di terra e si mette o si mette in cucina, perché non potremmo dire ma è il Canada, va bene, è grande, le foreste che in Canada è grande come l'Italia, e in Alaska non c'è per città, c'è paesetti, c'è spazi enormi, va bene, ma come dicevo, come potremmo dire, cavare la vita a un figlio da 24 anni che si aiuta il posto, perché è nato di casa sua, e loro sono già in casa sua, perché fino a 50 anni fa, quando hanno sciati, gli orsi non vedeva, i rapportai, e ora, cosa siamo lì a dire? Siamo lì a fare dei ragionamenti, ma cosa dice gli animalisti? Ma non gli dà pietà di putei, che vedete, non i putei piccoli, perché per malattie, per fame, che delle volte vedo di stop, se Dio mangiare, perdo l'appetito, dal dispiacere che mi fa. E dopo non mi sento di salvare un orso, ma non è giusto neanche portarli, ma non è giusto metterli dove la gente vive, per i figli umani. Veloce Rinaldo, se no non vado avanti, veloce. Va bene, Mirella, è una vergogna, perché l'orso non aveva da essere, come doveva essere in Asialo, dove viene gente che va accanto, arrivando e dice buon lavoro a tutti, sindaco, buongiorno, ciao. Grazie, grazie. Allora andiamo a vedere proprio gli orsi in altopiano, poi lo commentiamo col sindaco Roberto Rigoni Stern di Asiago. Credo che ipotizzare di trasferire parte degli orsi del Trentino sulle nostre montagne sia una scelta assolutamente inaccettabile che noi contrasteremo in tutti i modi. L'altopiano non accoglierà gli orsi del Trentino, o almeno si batterà per non farlo. È perentorio il sindaco di Asiago, Rigoni Stern, in risposta alla proposta del delegato veneto del WWF, Carmelo Motta, di trasferire alcuni esemplari di orso dal Trentino in Veneto. Per quanto riguarda la nostra montagna, l'orso non è ipotizzabile che possa essere reintrodotto. Abbiamo avuto qualche anno fa la presenza di un esemplare che girava sulle nostre montagne e ha creato moltissimi problemi, un unico esemplare. Abbiamo un sistema economico che è sorretto dalle malghe e quindi abbiamo capi di bovini, di ovini che vengono mandati alla monticazione e quindi si produce formaggio di malga. Abbiamo appunto gli allevatori che trasferiscono le loro aziende sulla nostra montagna. Un altopiano che allontana quindi l'ipotesi di nuovi orsi nei boschi delle sue montagne, una consapevolezza che arriva dopo un'altra emergenza che sta vivendo il territorio, quella dei lupi. Stiamo vivendo in questo momento delle problematiche gravi che derivano dalla non corretta gestione del lupo e lo stiamo vivendo nel nostro territorio con delle situazioni che stanno fortemente penalizzando i nostri operatori. Prego Sindaco, oltre a quello che abbiamo sentito c'è una preoccupazione che veramente, come io ho iniziato, qualcuno deve prendere dei provvedimenti, non c'è niente da fare. E anche io vorrei aggiungere a quello che ha detto Rinaldo, che forse quelli che si sono mossi per primi, anche con soluzioni immediate, proprio per portare via questo animale senza ucciderlo, sono proprio gli animalisti. Ecco, se non ci fossero bisognerebbe inventarli, scusatemi, però funziona così, sennò
questa è una parte dell'uomo, chissà cosa farebbe. Bisogna dirlo, perché sono stati i primi a dire non andavano portati là, dobbiamo portarli via. Abbiamo trovato anche delle soluzioni, perciò bisogna dire quello che è giusto dire. Prego, Sindaco. Sì, è vero, perché da un lato è suggestiva l'idea di avere un bosco con cui, nel cui interno c'è l'orso, diciamocelo chiaramente, perché l'orso dà quella immagine di integrità ambientale, di ritorno in un ambiente incontaminato, per cui il progetto dell'orso, questo progetto europeo sull'Adamello, era stato coltivato proprio per questo motivo, cioè ripristinare realizzando le condizioni ottimali per poter far ritornare quelle specie che anticamente erano presenti. Anche sull'altopiano c'era l'orso e il lupo. Noi abbiamo tanti siti che in relazione al nostro antico idioma cimbro richiamano proprio la presenza dell'orso, quindi vuol dire che l'orso era presente sull'altopiano. Ma come diceva prima il suo telespettatore, si parla di centinaia, per non dire di migliaia di anni fa, quando la montagna non era antropizzata, era selvaggia, era vissuta dagli animali perché era il loro habitat. Oggi la montagna fa parte di un sistema economico che ha portato benessere ai cittadini. Ci sono, come diceva prima il telespettatore, delle strutture ricettive importanti nell'alta montagna, ci sono impianti di risalita, ci sono esercizi pubblici, bar, le malghe stesse che producono il formaggio asiago, ci sono migliaia e migliaia, ripeto, di capi di bovini e di ovini che sono potenzialmente aggredibili dall'orso, diversamente ad esempio dall'Adamello, dove le malghe all'alpeggio sono pochissime. Noi abbiamo l'alpeggio più grande di Europa, cioè l'altopiano di 7 comuni è una realtà che forma l'alpeggio più grande d'Europa. Figuriamoci se possiamo pensare che all'interno di questa area fortemente antropizzata, che costituisce un grande sistema economico, che dà lavoro a migliaia di persone, che vede l'affluenza di molti turisti, si possa pensare di introdurre nuovamente l'orso, magari con delle colonie, delle piccole colonie di orsi con orsacchiotti, che sono belli e suggestivi, secondo un'idea che può anche avere un valore dal punto di vista turistico, dico io, no? E dal punto di vista ambientalistico. Ma il problema che si pone riguarda proprio la coabitazione. Allora io mi ricordo nel 2010, quando venne da noi l'orso dino e ci rimase per 4 mesi, sono stato costretto a fare una campagna stampa con l'uso di una fotografia di un orso che dormiva disteso su un prato, una fotografia che proveniva da uno zoo, per dimostrare, e l'abbiamo poi utilizzata su tutta la stampa veneta, che l'orso è il placido animale che dorme nel bosco. Cioè nell'immaginario collettivo, se tu trovi un orso, non pensi che l'orso sia l'orso yogi, come molto spesso credono gli animalisti, no? L'orso incute terrore, c'è poco da fare. Quindi noi avevamo disdette di prenotazioni all'epoca, avevamo persone terrorizzate dall'idea di camminare nei sentieri dei boschi. E pensate a quello che è successo a questo ragazzo di 24 anni. Di quale anno sta parlando, Sindaco? Di quale anno sta parlando? 2010, c'era questo orso che si chiamava Dino. Siamo 2023, sembra che abbiano fatto qualcosa dal 2010 al 2023? No, il problema si è aggravato perché allora, rendetevi conto di una cosa, quando nel 2020 la stessa orsa che ha ucciso questo ragazzo ha aggredito 2 signori, cioè era un cacciatore e suo figlio di 18 anni, sono stati aggrediti, questi 2 signori qui hanno avuto lesioni, addirittura sono stati portati all'ospedale e per fortuna il ragazzo di 18 anni è stato salvato grazie all'intervento del padre, che è stato molto deciso e aggressivo a sua volta nei confronti dell'orso. Quella volta il presidente della provincia aveva disposto un'ordinanza di abbattimento di questa orsa, che è stata come al solito impugnata dalle associazioni animalistiche.
le quali hanno ottenuto che il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino, annullasse l'ordinanza. Anche questo e è arrivato oggi, anche dell'ordinanza era stato confermato dal Consiglio di Stato, Renato. Mirella, quindi vuol dire che quell'orso lì poteva già essere abbattuto prima di causare una morte. Sindaco, pubblicità. Abbiamo purtroppo riscontrato un aumento anche abbastanza significativo. Dal 2019 per esempio le donne che mettevamo in protezione erano 28, quest'anno sono 39. Abbiamo avuto 243 donne che hanno chiesto un ascolto, un intervento da parte nostra, di queste più del 50% sono nuove. Negli ultimi 4 anni si è registrato un aumento costante, come testimoniano i dati raccolti dal Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, dove oggi, in occasione della Festa della Donna, simbolicamente si è recato l'assessore Venturini, confermando l'impegno per rafforzare i servizi sul territorio. 2 nuovi sportelli che il Comune ha aperto negli scorsi anni per andare incontro alle donne vittime di violenza e ascoltarle nei territori, e 2 nuovi appartamenti che metteremo a disposizione per le donne vittime di violenza e i loro figli per una pronta emergenza in caso appunto di situazioni di violenza. L'equipe del centro è formata da assistenti sociali, educatrici, psicologi e consulenti legali, oltre che dipendenti del comune e operatrici. Noi offriamo sia supporto psicologico, sia supporto all'inserimento lavorativo, all'orientamento giuridico-legale, quindi per avere delle consulenze anche dal punto di vista giuridico-legale, ma soprattutto aiutiamo le donne anche a formulare dei progetti di uscita dalla violenza anche nel campo dell'abitare o del supporto ai figli e alla genitorialità. Il nostro centro gestisce anche 2 case rifugio. Il centro offre un servizio di supporto psicologico, che è un percorso di 10 sedute di solito, e anche la possibilità di avere una consulenza legale con un avvocato penale o un avvocato civile a seconda di quelle che sono le esigenze della donna nello specifico. E c'è anche uno sportello lavoro per aiutare le donne magari a costruirsi un curriculum, a capire come possono ripartire per riguadagnare l'indipendenza economica. Il centro è aperto 5 giorni alla settimana con una segreteria telefonica attiva 24 ore su 24 anche nei giorni festivi e garantisce collegamenti con gli ospedali del territorio. Abbiamo in linea Leone da Trebasele, che se no mi cade la linea. Vai Leone. Ciao Mirella, grazie, Ciao. saluto i tuoi ospiti. Allora, e adesso questo servizio che hai mandato, tu lo sai come la penso, perché sono intervenuto molte volte su questo. Quelle case lì che hanno preso per mettere le donne dovrebbero essere per mettere gli uomini. Bravo. Che maltrattano le donne. Bravo. E educarli, dare loro l'idea che la donna non è un oggetto, è un essere umano, va rispettato, punto. Questo si deve fare. Quelle case devono essere per mettere gli uomini in ordine, insegnare loro un po' di educazione, questo. Grazie per la poesia di ieri, Mirella. Allora, l'angelo che dicevi per me esiste, per me c'è un angelo. Il problema del nostro angelo è che lo maltrattiamo, questo è il problema, ma noi l'angelo l'abbiamo e ci salva da molte cose. Io parlo perché ho girato il mondo, me ne è successo di tutti i colori e c'è sempre stato quell'angelo che mi ha salvato. Grazie. Gli orsi, di chi è stata l'idea di portare gli orsi in Trentino? Io non lo so, perché il Trentino è densamente abitato, densamente coltivato, molto turistico, di gente che vuole fare delle passeggiate nei boschi, che è la meraviglia del Trentino. E se tu vai in Trentino e non puoi andare nei boschi, che cosa vai a fare in Trentino? Io non lo so chi è stata l'idea di portare gli orsi in Trentino. Appunto. È una cosa incredibile.
Grazie Mirella, ciao. Grazie a te Leone, è stato un piacere sentirti, sempre con le idee molto chiare. Allora, dottor Romeo, spostiamo gli uomini o continuiamo a spostare le donne che invece avrebbero tutto il diritto di vivere nelle loro case con i loro figli? Pensate che trauma per queste donne, soprattutto per questi bambini, essere spostati in una casa non loro, non nelle loro stanze, lontano magari anche dai loro amici. Prego, dottor Romeo. Beh, sa che con me sfondo una porta aperta, io continuo a ripetere ormai da molti anni, ho fatto i capelli bianchi, che il problema siamo noi maschi. Le donne con la nostra violenza non c'entrano nulla, perché non facciamo confusione. In una coppia accade che ci possono essere dissapori, che ci possono essere tensioni, le quali possono essere benissimo provocate anche al 100% dalla donna, non c'è problema, oppure 50-50, 80-20. Il problema non è questo. Non dobbiamo confondere le tensioni, i dissapori, le incomprensioni con la violenza. Quelle ci stanno, possono accompagnare una coppia per tutta la vita. Il problema è che nella relazione non deve essere contemplata mai per nessun motivo la violenza. Non so come dire, è come se un cuoco avesse sul tavolo tanti prodotti, tante spezie per fare un piatto, ok? Questo, rosmarino, questo e quest'altro. E là poi c'è anche una boccettina di arsenico. Ecco, lui non è vero che può usare tutto quello che è sul tavolo, anche se è un grande chef. Può usare tutti fuorché quello. Quello no, non può usarlo. Bene, nella coppia tutto si può fare, certo che usare violenza. Siccome nella stragrande maggioranza dei casi la facciamo noi maschi, dobbiamo chiederci perché, quindi il lavoro dobbiamo farlo noi su di noi. E finché non faremo questo, ciascuno per conto proprio, leggo qui una statistica che il primo attacco mortale da parte di un orso registrato e documentato in Italia negli ultimi 150 anni. Cioè questo povero runner è il primo attacco mortale da parte di un orso registrato e documentato in Italia negli ultimi 150 anni. Eppure oggi tutti i giornali, i mass media, la nostra trasmissione parlano di questo povero ragazzo ucciso da un orso. Il primo in 150 anni, Mirella. Noi abbiamo più di 100 donne che ogni anno vengono uccise solo in Italia. No, però, dottor Romeo, calma. Parliamo dell'orso, ma ho invitato anche lei per parlare dell'altro orso. No. Ecco, perciò questo bisogna chiarirlo, perché io cerco di fare le cose bene almeno. Non mi sono spiegato bene, non è una critica alla trasmissione. No, ma ho capito, però bisogna parlare di tutte e due le cose perché sono tutte e due le cose di un'attualità unica. Il problema è, come dice lei, che non si fa prevenzione né da una parte né dall'altra, perché da una parte c'è il collare dell'orso, però non funziona, dall'altra c'è il braccialetto elettronico, ma non lo mettiamo finché il caso non è proprio drammatico. Continuiamo a spostare la donna dalla sua casa, dalla sua intimità, invece di fare le case per l'uomo e metterlo là col braccialetto elettronico. Capisci che andiamo di pari passo? Ecco, io vorrei sentire anche cosa ne pensa il sindaco Roberto Rigoni Stern anche su questo, perché è anche un avvocato e vive anche lui questa situazione, cioè qua è da spostare l'uomo e sempre da continuare a puntare sulla donna, spostarla, ecco, il braccialetto non viene messo se no in casi estremi, poi lei lo sa, è un avvocato. Prego. Sì, questo è un fenomeno molto complesso perché nonostante siano state fatte delle innovazioni anche normative, l'introduzione di nuove norme, il femminicidio, le varie aggravanti, purtroppo la legge, la giustizia in questo caso non costituisce un deterrente, si dice così, nei confronti dell'uomo, perché io ho avuto dei casi di femminicidio, ho gestito. Mentre parlava prima il dottore mi è venuto in mente il caso che avevo seguito ancora 15 anni fa di una signora che è stata uccisa dal compagno mentre la violentava, insomma una storia molto molto pesante. E ci sono delle problematiche che devono essere valutate singolarmente, cioè caso per caso, perché molto spesso si ingenerano quei corticircuiti, così li chiamano gli psichiatri, che fanno uscire di testa la persona e fanno sì che in un contesto di forte provocazione si possa arrivare a fare dei gesti di cui non si rende neanche conto
Il carcere è pieno di persone che ti chiedi ma com'è possibile che sia riuscito a fare una roba del genere? No? Io ho seguito casi di omicidi, casi di violenza di tutti i tipi e ti sembra impossibile che queste persone siano riuscite a fare cose simili. Al di là del fatto ovviamente che uno può avere una patologia psichiatrica per cui quello può essere valutato anche secondo i canoni previsti dalla legge, le persone più normali possono arrivare a compiere delle cose assurde. Allora, è chiaro che su questo tema, il tema della mente umana e nell'ambito appunto di un rapporto, diciamo così, di coppia è difficile da esplorare, perché anche la persona più bita, la persona più buona, la persona più insospettabile può arrivare a compiere gesti di questo tipo. Però credo che l'unica soluzione, l'unica via per poter far sì che ci possa essere anche una presa di coscienza che la violenza, come diceva il dottore, non possa essere la soluzione ai problemi della coppia, sia quella di lavorare molto su se stessi, di lavorare molto sulla prevenzione, di entrare nelle scuole, di fare tutta una serie di azioni finalizzate. Chiamo avvocato, mi sente? Sì, ho capito, ma in attesa che facciamo questo, vogliamo mettere in sicurezza le donne lasciandole nelle loro case e portare via questi uomini e mettere il braccialetto elettronico in maniera che possiamo monitorarli? Abbiamo Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Ciao, grazie Mirella. Mio bambino, alcune cose velocemente. Da bambino sono stato 6 estati nelle colonie estiva che facevo i comuni all'epoca a Roverebbero Mesi, nei Monti Lessini. Ho sentito ieri che nel mio paese vicino a Badia Calavena delle telecamere ha filmato dei lupi che camminava tranquillamente davanti alla fermata di scuola bus che la mattina prende su ragazzini e ragazzine che va a scuola. È solo il pensiero che un bambino o una bambina muoia attaccata dai lupi, mi viene mai solo al pensiero. Ti ho detto prima che alcuni dicono che in Canada convive tranquillamente con orsi e lupi. Il Canada è esteso 9 milioni di chilometri quadrati, 30 volte l'Italia, e ha 40 milioni di abitanti, poco più da metà. È un discorso che non sta in piedi. Un altro discorso, gli orsi e i lupi viveva prima che arrivasse l'uomo nei monti, ha diritto loro a restare, giusto, benissimo. Anzi, apri il discorso. Dove che è New York adesso, prima che arrivassero olandesi e inglesi, che c'era il tribù di Pelle Rossa degli indigeni, allora inglesi, olandesi tornano via e che li mettiamo in Pelle Rossa, anzi facciamo il completo, facciamo che la razza umana torna dove che è nata e rimane solo là, in Sudafrica, Mozambico, Kenya e Tanzania. È un discorso che è assurdo. Un altro, chi parla del ripopolamento, i cinghiali, i coniugani, che ha già iniziato anche là ad attaccare altri animali e persone, che non è una specie autoctona, ma che è anche il nutrie, che viene, se non mi sbaglio, dall'Argentina, che è anche il pesce siluro, che fa una strage di pesci nel Po e negli altri fiumi, che viene da Balaton. Quello non è il ripopolamento, quella è un'altra cosa, anche quella è una menzogna. Ma l'ultima, che mi sa particolarmente proprio non ho supporto, è quindi dire, ma le persone dovrebbero sapere che si va in certi orari, in certi giorni per gli sentieri, rischia di trovare il lupo e quindi se va là si va a cercare dove lì cammino andare. Ecco, mi viene a pensare automaticamente a quando che qualche anno fa iniziato i discorsi delle povere ragazze che si avventuravano a andare in giro per le città in certe ore della notte, in certe vie, che veniva aggredito da persone. E qualcuno diceva, ma se ragazzi qua dovrebbero sapere che si esce a una certa ora del giorno o della notte e va su certe vie e rischia, un po' si va a cercare. Ecco, all'epoca pensavo che questo discorso qua è particolarmente stupido e mi penso che qui che dice, ma sto povero runner qua, lui doveva sapere che se andava di là incrociava l'orso, è un discorso parimenti particolarmente stupido. Ciao, mi ragazzi della specialità. Grazie Vladimiro. Allora, per chiarire un attimino sto Canada, perché sembra dire delle cose assurde, sarà anche grande il Canada, però gli orsi e i lupi arrivano vicino alle case. Questo è un dato di fatto. Tanto è vero che hanno tutti i recinti con le scosse elettriche.
hanno dei cani maremmani per combattere gli orsi e i lupi. Cioè, è vero quello che dite anche voi, che il Canada è grandissimo, però sono vicini alle case. Questo è quello che io volevo farvi capire, che qua bisogna che se non intervengono e portano via questi animali, dovranno pure fare qualcos'altro. Dovranno pure fare qualcos'altro. O continuiamo a dire faremo, sempre col famoso zio Remo, faremo, metteremo, allargheremo, porteremo via, porteremo, sempre con Remo. Allora, Sindaco, cosa dice anche di questi orsi? Nei sentieri abbiamo trovati anche gli orsi a due gambe, avete visto? Ecco, ricordiamo solo Ale, che questa studentessa di giorno, tranquillamente, poveretta, è sparita nel nulla, non si sa più niente, ecco, di quale, perché mi viene in mente Ale, ma quante volte sui sentieri di giorno, ecco, questa ragazza uccisa lungo il Piave mentre prendeva il sole. Cioè, cerchiamo di capire anche che forse dobbiamo fare una prevenzione diversa tutti noi. Prego, Sindaco. Sì, vabbè, mi ha fatto un po' riflettere quella situazione qui del Canada, di cui lei parlava, che gli orsi arrivano vicino alle case, hanno i recinti elettrificati, eccetera, no? Ma quella è diversa perché anche se l'orso arriva vicino alle case, lì l'orso è nell'habitat da sempre, ha capito? Non è stato reintrodotto, lì è una specie che è da sempre lì, che convive con l'uomo, ma lì hanno anche la forza e la capacità di fare i cosiddetti piani di contenimento, che Grazie Sindaco che l'ha detto, grazie Sindaco. Hanno il coraggio di uccidere gli esemplari che sono pericolosi, perché li monitorano, perché sono in grado di distinguere le specie che possono essere nocive per la gente, e non hanno problemi a sparare un orso quando questo si sa e si capisce che può diventare pericoloso per l'incolumità pubblica. Ecco, si sanno anche di molti casi. Puoi ripetere come si chiama? Piani di contenimento, o sbaglio? Esattamente. Piani Livio di da Padova, Sindaco, se no mi cade la linea. Vai Livio. Mirella, ciao e un saluto ai tuoi due ospiti. Dunque, volevo fare loro una considerazione e poi un'altra considerazione che riguarda tutti e due loro. Dunque, prima mi complimento con il buon senso del sindaco Ricconi Stern, che non ha voluto l'introduzione dell'orso nel territorio dei 7 comuni, perché mi sembra ovvio che con tutte le attività economiche, eccetera, sarebbe solo stato un ostacolo, diciamo, e un pericolo per gli abitanti e per i turisti. E poi volevo fare anche il discorso rivolto allo psichiatra. Dunque, tutti questi femminicidi che continuano ancora a insanguinare il nostro paese. Dunque, l'uomo deve capire, al di là di questi casi, che sono casi estremi, in cui si tratta di storie di uomini che non sono normali, diciamo, eccetera. Ma l'uomo deve capire che la donna è completamente diversa dall'uomo, una psicologia completamente diversa dall'uomo. Dunque, l'uomo ha bisogno della donna e viceversa, però per la convivenza ci vuole un dialogo, ci vuole un continuo lavoro. La donna non può cambiare perché nella sua natura è lo stesso l'uomo, perciò l'uomo deve mettersi in testa di essere come la donna, più indipendente, non deve cercare nella donna quello che gli manca nella sua natura, perché la donna non deve provare. E allora succedono queste cose perché l'uomo, io parlo adesso in generale, non mi riferisco ai fatti di femminicidio, non ha ancora imparato a essere indipendente, e se ha bisogno della donna deve avere con lei un dialogo continuo. E lo stesso questo riguarda anche la donna, perché altrimenti se cerca nella donna quello che gli manca nel suo animo, ci sarà sempre uno scontro. Ecco, sono delle domande che vorrei un parere di tutti dei tuoi ospiti.
Grazie. Grazie a te Livio. Allora, dottor Romeo, intanto è diventato psichiatra, il dottor Romeo, mi fa piacere, ha avuto una laurea in più questa mattina. Però, dottor Romeo, una cosa che veramente mi colpisce di questa trasmissione è che chiamano gli uomini. Pochissime volte nelle trasmissioni senti parlare gli uomini. In questa trasmissione, da quando abbiamo iniziato, hanno preso la linea gli uomini. Prego, dottor Romeo. Bellissimo, condivido. Quando noi maschi prendiamo la parola possiamo anche dire sciocchezze, per carità, però già il fatto di prendere la parola è importante, perché facciamo fatica noi a prendere la parola. Ecco, però è anche corretto sgomberare il campo da un equivoco di fondo, perché sennò parliamo del sesso degli angeli. La Società Italiana di Psichiatria ha detto già da molti anni che la quasi totalità dei femminicidi sono fatti da uomini normali. Quindi non diciamo sciocchezze, perché altrimenti facciamo capire alle persone qualcosa che non è vero. Soltanto il 3,6% di tutti i femminicidi possono essere fatti da persone incapaci di intendere di volere. Tutti gli altri sono fatti da uomini che sono capaci di intendere di volere. Ora, gli orsi non possono cambiare. E noi uomini sì. La differenza tra noi e gli animali è proprio questa, che noi se vogliamo possiamo cambiare. E l'unico modo per togliere la violenza maschile sulle donne, l'unica roba fondamentale, tutto si può fare, tutto aiuta, ma se vogliamo proprio toglierla del tutto, dobbiamo noi uomini, io per conto mio, il sindaco per conto suo, ogni maschio sulla faccia della terra per conto suo, dobbiamo fare un lavoro su noi stessi per comprendere che tutto possiamo fare sulle donne, eccetto che la violenza. Le cose di buonsenso che ha detto l'ultimo telespettatore le condivido evidentemente, rispetto, eccetera, eccetera. Però io vi assicuro, siccome ho visto ormai centinaia di uomini, la realtà più profonda è che siano belli o brutti, ricchi o poveri, con tre lauree ignoranti, dicono tutte le stesse cose, fanno tutte le stesse cose. Quindi la causa prossima, la disoccupazione, il figlio che sta male, la tua squadra che ha perso, un momento di rabbia, quello che taglia strada, tutte queste cose hanno un senso nell'immediato, ma profondamente c'è il fatto che noi maschi in qualche modo, senza renderci conto, in qualche modo pensiamo che possiamo permettercelo, e anche le donne pensano. Quante volte la donna dice: sa, mio marito che torna a casa se è nervoso, non dico niente perché sennò si arrabbia. Ma chi l'ha detto? Ok, si arrabbia, ma se si è trovato male al lavoro, tu che c'entri? Non può prendersela con te perché è stato trattato male al lavoro. Quindi questa possibilità che tutti i maschi e femmine ci diamo, riteniamo che l'uomo, quando è arrabbiato, quando ha un problema, può anche usare violenza o fisica o psicologica, brutte parole e quant'altro, questa cosa non sta né in cielo né in terra. Quando ci convinceremo di questi, uomini e donne, perché gli stereotipi li abbiamo tutti e due, cioè prendiamoci chiaro, il discorso che lei se l'è cercata, no? Perché ha la minigonna eccetera, è uno stereotipo culturale che abbiamo sia noi maschi che le donne. Spesso i giudizi più negativi sulle donne li sento proprio dalle donne. Per me è allucinante, però fa parte del fatto che tutti respiriamo la stessa aria, e quindi tutti, maschi e femmine, possiamo avere anche su questo brutto problema, dove di fatto le donne sono le vittime, possiamo avere pareri uguali. Però capisce, dottor Romeo, che qualcuno dice, come dice lei, anche delle sciocchezze, ma veramente, cioè non è l'assassino che non ha la certezza della pena, ma è la pena che ti fa andare fuori di testa. Questa pena che è sempre lieve rispetto alla morte di una persona, all'uccisione barbara di una persona, questa certezza della pena che non c'è, che non sai come finirà, perché ci sono 1000 cavilli, poi se ai grandi avvocati non ne parliamo. Ma quanto vale la vita di una persona? Ma qual è il valore della vita di una persona? Sentiamo Luciano da Desenzano del Garda, Verona. Ciao Luciano. Buongiorno Mirella, buongiorno agli ospiti, a tutti. Buongiorno. Desenzano del Garda, a 5 chilometri da Peschiera, Veneto, Verona. Niente, come sai Mirella, io sono una persona 100.000 volte di animo più buono della più buona donna del mondo, ma non sono d'accordo su questo ragionamento sempre che la violenza alle donne e uomini. Niente, non voglio dimenticarmi una piccola cosa sugli orsi. Si potrebbe, da quello che si sente, erano 10, sono 100, sono troppi, ma
mettergli per esempio un collare tipo le mucche, non so, che faccia rumore in modo che chi va nel bosco Mario sente una campanella, o io non me ne intendo di app, Mirella, che con i telefonini magari si ti avvicina all'orso nel bosco. Cosa servono i lupi? L'orso, avrà ragione il signore che hanno ucciso un uomo in 150 anni, ma i lupi, vedo anche qua su Monte Baldo, fanno disastri terribili. Nel mondo muoiono 30-40 mila persone per i morsi dei serpenti. Quando io vedo, Mirella, una tigre e un leone che assale una gazella, giro canale, tra parentesi, non servono. Va bene, niente, 2 secondi ancora. Signor psicologo, non mi ricordo il suo nome, la violenza ce n'è una sola. Io ho subito dalle donne, perché sono una persona molto buona e molto in gamba, a 76 anni e 6 mesi, ma ho subito. C'è in provincia di Brescia un signore di 40-45 anni adesso che è cieco invalido al 100% per la sua fidanzata l'acido. Mirella, vi saluto, buongiorno, auguri a tutti. Grazie Luciano, ecco una storia veramente diversa quella di Luciano, quella che racconta. Andiamo a vedere invece cosa dice Finco sugli orsi e poi salutiamo gli ospiti. Noi diciamo di no al WWF e alle tante associazioni animaliste che oggi stanno tentando di trasferire una parte degli orsi trentini sul territorio veneto, sulla montagna veneta. No agli orsi del Trentino, tantomeno nell'altopiano dei 7 comuni. A ribadirlo è il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, che rispedisce al mittente la proposta di spostare i plantigradi dei vicini di casa nella montagna vicentina. Anche perché, ricorda Finco, il Veneto ha avuto già le sue esperienze con l'orso. L'orso l'abbiamo già testato qualche anno fa, abbiamo visto i danni che ha fatto soprattutto nelle zone di Chies dal Pago e sull'altopiano di Asiago, con predazioni e veramente creando anche paura tra la gente. Abbiamo già i lupi che stanno creando gravi danni all'economia di montagna, agli alpeggi e in parte anche il turismo. Assolutamente non abbiamo bisogno degli orsi. L'Europa di recente ha aperto la possibilità di un cambiamento nell'atteggiamento verso i grandi carnivori e si parla sempre più spesso di piani di contenimento e abbattimenti. La pianificazione sui grandi carnivori spetta allo Stato. Noi stiamo chiedendo da tempo sia allo Stato che all'Europa di intervenire, perché oggi sia l'orso che il lupo non sono più specie in via di estinzione. Purtroppo bisogna sempre aspettare il morto perché le istituzioni intervengano. Quindi speriamo solamente che il governo faccia presto, perché non possiamo accettare che succedano altri casi di aggressioni oppure insomma qualche altro caso più grave come abbiamo visto nei giorni recenti. Allora, Sindaco Rigoni Stern, da queste parole però sembra che qualcuno passi il cerino. Cosa possiamo fare? Lo Stato, l'Europa, ma intanto l'orso rimane qua nel territorio. Prego. Il gravissimo problema che noi stiamo vivendo in questo momento è proprio l'assenza di competenze relativamente alla gestione di questo fenomeno, perché non abbiamo delle responsabilità chiare in merito alla gestione di questi animali anche dal punto di vista dei loro spostamenti. C'è un monitoraggio forse che viene condotto dai forestali della provincia di Trento, ma quando dico che questi animali, che tutti dovevano essere muniti di radiocollare, soltanto 2 o 3 su 100-120 lo hanno, e peraltro questo radiocollare non è munito di batteria o comunque non è funzionante, questo dimostra tutta la sciatteria, tutta la superficialità con cui viene gestito questo fenomeno, che è un fenomeno molto serio e che non deve essere sottovalutato come lo è stato fino ad oggi. Adesso si parla di trasferire questi animali altrove. Ecco, io non vorrei essere nei panni del Presidente della Provincia di Trento, perché a fronte degli animalisti, del governo, dell'ISPRA, del Tribunale amministrativo, io non so chi possa avere la competenza per prendere una decisione definitiva in merito ad una problematica così, peraltro fortemente sentita dalla popolazione, perché quando succede un evento così drammatico la gente è terrorizzata, pensiamo alle implicazioni che questo ha
dal punto di vista emotivo sui villaggi, sui paesi del Trentino e anche sui molti turisti che frequentano quella zona. Quindi c'è da augurarsi che ci si metta un po' a lavorare con impegno per poter superare tutte le pastoie relative alla gestione di questo animale, che si preveda di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile per il rispetto che si deve a una popolazione che è così ferita da questo dramma che sta ancora facendo parlare molto non soltanto in Trentino ma anche la nostra nazione. Allora ringraziamo Roberto Rigoni Stern, sindaco di Asiago, buon lavoro e buona giornata sindaco, grazie di essere stato con noi. Dottor Romeo, come ci saluta? Cosa vuole che le dica? Mi piace il discorso delle competenze, qui accennava il sindaco. Purtroppo su questo tema, la violenza sulle donne, c'è ancora tanta incompetenza anche per gli addetti ai lavori. Questo è il dramma, perché se il 50% degli autori di violenza sulle donne in Italia vanno assolti, ok, c'è qualche problema. Perché anche i magistrati sono esseri umani e quando come i poliziotti sono esseri umani, come i preti sono esseri umani, come i dentisti sono esseri umani, siamo tutti esseri umani e se non riusciamo a modificare la nostra cultura rispetto a qualcosa, continuiamo a dire e a fare cose non sufficientemente valide per risolvere un problema. Io non mi metto a parlare di cosa fare con gli orsi, perché non ne so nulla. Purtroppo in questo paese siamo tuttologi e tutti parliamo di tutto. Ci può stare, per carità, scambio di opinioni, vorrei vedere che il problema è il fatto è che però se c'è un problema serio, serissimo, come quello della violenza maschile sulle donne, a mio modo di vedere dobbiamo tutti capire di più, studiare di più, informarci di più, ognuno a modo suo, per conto suo, però il fatto per esempio che molti pensano che questi uomini sono matti è una balla, non è vero, che dentro gli psichiatri non è vero. Il discorso che sì, ma anche le donne, certo anche le donne sono esseri umani anche loro, ma la violenza che fa le donne è molto diversa e minore nei risultati, nei fatti, da sempre degli uomini. Quindi mettere assieme due cose non funziona. Cioè io questi uomini li vedo da molti anni, li conosco. Io posso dire che io stesso, personalmente, a volte devo riflettere, per esempio, per non alzare la voce con mia moglie. Perché? Perché in qualche modo mi sento autorizzato a farlo. E cos'è che mi autorizza a farlo? Il fatto che ho il pisello? No, non è perché sia nato così, è perché da quando sono al mondo ho respirato questa roba, per cui, come quei due bambini che le dicevo qualche anno fa, che ho visto per strada, bambini di 6 anni davanti a me per strada, a un certo punto si arrabbiano e lui dice a lei: taci tu che sei una femmina. Un bambino di 6 anni, ecco. Capisci Mirella? Grande esempio, dottor Romeo, come sempre i suoi esempi sono veramente validi e la ringrazio. Allora salutiamo anche il dottor Antonio Romeo, che non è psichiatra, ma cercando di fare un cambiamento maschile molto importante anche nelle scuole. Grazie veramente dottor Romeo e buon lavoro. Grazie. Pubblicità. Nuovo, Mattia, è pronto. Dio ti aspetta. Urla di dolore rimbombano da ogni parte del mio corpo. Vorrei rimboccarti le lenzuola, amore mio. Vorrei baciarti la testa, accarezzarti il viso, stringerti le mani e sussurrarti. Dormi, vita mia. E tu, come vita vera che sei e sarai sempre per me, te ne sei andato, volando, come splendida farfalla in un cielo forse più degno di averti. Chi t'ha strappato a me, amore mio, pagherà. Sicurezze prima ossidate, ora barcollano in un cielo troppo pesante. Non ho più nulla, non ho più uno scopo, non ho più vita. Cosa ho sbagliato, Mattia? Cosa ho sbagliato come madre? Cosa ho fatto per meritare questo dolore? Ho amato tanto e forte. Ora, dentro me, trasuda solamente morte. Morte laica, morte cristiana, morte atea. Morte di mio figlio che era luce.
sono buie. Allora io in presenza questa mattina ho Monica Michelin e papà Giuseppe Battistetti, Beppi, che ringrazio di essere qui perché cerchiamo di avere e di far capire che vogliamo rispetto per questi genitori che rappresentano altri genitori. Ringrazio anche la sorella Anna, la figlia Anna, per essere qui anche lei, per cercare di far capire che prima o poi deve arrivare la giustizia. Assolutamente, noi ce la mettiamo tutta, abbiamo sempre le porte aperte per questa mamma, per questo papà, per Anna, per questa famiglia che sta lottando anche per altre famiglie, per la giustizia che in Italia non si sa se arriva o non arriva. Allora io partirei proprio e ti ringrazio Monica di essere qui, perché ho letto questa poesia perché poi nella posta di Mirella sentirete l'altra poesia. Questa è la risposta di mamma Monica. Prego Monica. Grazie Mirella, grazie per l'invito e per il sostegno che ci stai dando, veramente grazie di cuore. Hai detto una parola giusta, vogliamo giustizia, noi stiamo combattendo, stiamo facendo tante iniziative, stiamo portando avanti tante cose per avere giustizia. Prima di tutto per Mattia, abbiamo un processo attaccato all'altro, abbiamo già avuto 2 udienze, martedì 18 avremo un'ulteriore udienza fra 2 giorni? Certo, sì, per una nostra opposizione a un'archiviazione di 3 indagati, quindi anche quello è un nodo sempre pronto e aperto. Il 3 maggio vedremo se il giudice accetterà, perché gli avvocati degli indagati hanno chiesto un incidente probatorio. Un grande colpo anche questo, Mirella, posso dirti, veramente. Infatti ho proposto al nostro avvocato, ho detto faccio io il gruista di quella gru, però voglio quei pezzi che non sono stati revisionati per le cose che non sono state fatte e farò io il gruista sopra la testa di qualcun altro. Allora Monica, io ti ringrazio per la caparbietà, per la grinta, però dentro di te c'è tuo figlio che ti dice di fare questo. Io lo so che c'è lui. Io ho detto e ho letto una poesia la scorsa settimana che Leone da Tre Baselli si è ricordato che ognuno di noi ha un angelo. Tu hai 2 angeli, Mattia e Anna. Anna la puoi toccare, Mattia lo puoi sentire. Dentro di te lo senti. Però io ti ho invitato questa mattina perché oggi ci sarà alle ore 16 nella barchessa della meravigliosa Villa Margherita questa mostra itinerante che Monica e papà Giuseppe con Anna hanno cercato di portare avanti, perché il ricordo deve esserci. Cioè non è che noi come al solito poi cala il sipario, non si parla più e chi vedrà vivrà. No, noi vogliamo vedere e vivere. No, vivere per vedere. Vogliamo vedere e vivere adesso. Cosa succede? Quello che io devo capire è perché non c'è rispetto. Il rispetto per questi genitori, per questa mamma, questo sindaco di Montebelluna che non dà risposte perché deve fare un'altra cosa, perciò questa cosa darà un po' fastidio. Adesso vi spiegheremo cosa. Io cercherò di parlare anche con il sindaco. Oggi non l'ho voluto perché sarebbe stata una polemica assurda su un momento delicato che sta vivendo Monica, papà Giuseppe e Anna, e perciò preferisco farla io la polemica eventualmente con questo sindaco, se ci sarà, oppure se sarà anche una polemica costruttiva, mica detto che non sarà costruttiva. Però io esigo il rispetto per questi genitori e io inizio a fare anche il nome e il cognome. Perché non c'è rispetto? Perché non c'è la volontà invece di supportare, di capire che è un dolore immane, un dolore che non passerà mai, che non sarà più la stessa famiglia, che non saranno più i momenti felici di una volta? Perché non si supporta? Cosa vuoi dire, Monica? E racconta cosa è successo a Montebelluna. Allora, hai ragione Mirella, il sostegno che abbiamo avuto da te e questa mostra che apriremo oggi, inaugureremo oggi, è stata voluta da te, quindi tu veramente ci hai dato questa grande possibilità che non abbiamo nel nostro comune.
Io ti dico, su Montebelluna abbiamo provato a fare delle iniziative, però abbiamo sempre qualcosa che non va bene, qualcosa, o c'è il Palio, adesso ci sono delle band musicali, per carità, tutto rispetto, però io dico, abbiamo una grande cosa noi da portare avanti. E il comune di Montebelluna, a differenza del comune di Conegliano, a differenza del comune di Castelfranco, non ha mai organizzato niente, e l'altro giorno questo mi sono sentita di dirlo perché ci hanno chiamato in comune appunto per dire questo cambiamento di questa passeggiata che avevamo organizzato. Il comune di Montebelluna per i morti sul lavoro, non per Mattia, perché l'ho detto, per Mattia c'è sua mamma, c'è suo papà, ci sono suoi nonni, c'è sua sorella, però per le morti sul lavoro non è mai stato organizzato niente, anzi quando noi proponiamo ci sono sempre problemi. Marco da Padova, scusa Monica se no cade la linea, sentiamo anche Marco, vai Marco. Mirella, scusa un attimo, perché sento parlare, stanno parlando, sono Marco Nosarini. Abbassa la televisione Marco, se no non ce la facciamo, parla solo al telefono e abbassa la televisione. Aspetta un attimo. Fai. Va bene così? Perfetto. Veramente te dovevi abbassarla del tutto. Quindi abbiamo fatto sorridere anche a papà Beppi, per fortuna. Sì. Bravo. Marco, sbassa che ha televisione e parla al telefono. Ancora? Eh sì, muta. Televisione muta. È zero. Vai. Allora, sto seguendo anch'io un caso, scusa, una persona che non ho mai conosciuto perché è morta, ho trasformato un'uscita autonoministrale in omicidio stradale, perché praticamente non è morto da solo. Sto seguendo il caso anche dopo 5 anni, sono andato anche l'altro giorno ai Carabinieri, l'ho spiegato e chiedo anche giustizia per me e per sua mamma che lo sta ancora piangendo. Faccio male o ho detto qualcosa di giusto? Ma scherzi Marco, bravo. Sono emozionato anch'io. Lo sento. Vai tranquillo Marco, vai tranquillo. È un caso che sono 5 anni che lo sto seguendo e finché non lo trovo il latitante, quello che ha fatto dopo l'incidente, io lo seguirò per tutta la vita anche. Mirella, scusa, buona giornata. Caro Marco, bravo. Ecco questo è il supporto che vuole Monica. Certo. Ecco, anche una telefonata, vero papà Beppi? Certo. Anche semplici parole di questo papà che ti ha fatto anche sorridere perché poveretto la prima volta era emozionato, non è facile, però noi andremo avanti come stai facendo tu Beppi. Se possiamo sì, perché non sempre ce la facciamo perché le cose incominciano a essere pesanti e non è semplice, ecco, diciamo. Non è semplice. Anche perché tanti paletti. Troppi paletti forse. Dove non dovrebbero essere messi. Esatto, e quindi per noi diventa difficile, insomma. Allora, Monica, quello che io vorrei capire, e tu l'hai spiegato molto bene con questo urlo di dolore in tribunale, guarda cosa devo fare, hai detto, dove devo venire per avere giustizia. So che è un tribunale, ma io devo venire qui e gridare giustizia. Prego Monica. Sì, guarda, quello è stato proprio uno sfogo sia mio che di Anna perché noi di tribunale fino a qualche tempo fa non sapevamo niente, non eravamo neanche mai entrati, come non siamo mai entrati nelle caserme dei Carabinieri, adesso è casa nostra, il maggiore ci ha accolto, quindi andiamo avanti e indietro di continuo, qualsiasi cosa ci venga in mente. Sensibilità da questa parte. Sì, ecco. Sì, infatti lo devo ringraziare perché sempre per carità, abbiamo avuto tante persone che ci hanno messo i paletti, come diceva mio marito, tante persone che proprio se ne fregano, lasciami passare questo termine, certo, di noi, però abbiamo anche tante persone che ci supportano, che in qualsiasi momento, in qualsiasi orario della giornata ci venga qualche dubbio, qualcosa, chiamiamo e sono pronte ad ascoltarci, a darci consigli, quindi uno è appunto anche il maggiore dei Carabinieri di Montebelluna, che ringrazio proprio di cuore di quello dei consigli che ci sta dando. Ecco. Allora andiamo a vedere proprio queste persone, Monica, questo sit-in che si è tenuto proprio davanti al tribunale, andiamo a vedere perché le persone ci sono, si stringono e fanno gruppo
e cercano di supportare questi genitori. Andiamo a vedere. Mentre in aula era in corso la seconda udienza preliminare del processo per la morte di Mattia Battistetti, all'esterno del Tribunale di Treviso il sit-in di amici e lavoratori uniti, come già accaduto lo scorso 26 gennaio, in una sorta di abbraccio alla famiglia del giovane. Volantini, cartelli e striscioni per chiedere giustizia per Mattia e per tutte le altre vittime sul lavoro. Noi pensiamo che sia arrivato il momento, attraverso queste iniziative, di dare risalto a quello che è appunto il mondo del lavoro e bisogna sostenerlo per evitare che ci siano infortuni e morti purtroppo sempre più crescenti. Perché questa strage che vede nel Veneto insomma il picco massimo rispetto, la proporzione massima rispetto agli abitanti in questo paese, per fermarla, per far sì che non ci siano morti sul lavoro, che si possa andare al lavoro, essere trattati dignitosamente e poter far ritorno a casa. È inconcepibile che nel 2023 esistano ancora queste cose, che vai a lavorare e non sai se torni a casa. Padri di famiglia, madri di famiglia che non sanno se riescono a tornare a casa dopo una giornata di lavoro. Sono arrivati da ogni parte del Veneto, ma anche dal vicino Trentino Alto Adige, per chiedere che si intervenga per mettere fine alle morti sul lavoro. Ci deve essere una legge sull'omicidio sul lavoro. Noi l'abbiamo chiesta, ma sembra che questo governo non ci abbia ascoltato né questo né neanche gli altri. Ecco, sembra che nessuno ci ascolti. Sono le parole che veramente entrano nel nostro cuore, per capire che invece qualcuno deve ascoltare, perché ci sono delle leggi, le leggi vanno applicate, non vanno solo lette sulla carta, vanno applicate. La certezza della pena che non c'è, non ce l'abbiamo ancora, nessuno se ne parla del ponte di Messina, si parla di altre cose, ma della certezza della pena non si parla, che sarebbe quella che darebbe giustizia a questi genitori, a queste famiglie, o sbaglio, Monica? Certo, guarda che noi fin da subito ci hanno detto che il carcere di questi 10 indagati non lo farà nessuno. E questo per noi fa male. Io l'ho già detto, l'abbiamo già detto, guarda qua c'è testimone mio marito, ci hanno offerto subito risarcimento, addirittura un avvocato che tra l'altro conosco ci ha proposto a giugno dell'anno scorso di fare noi qualsiasi offerta e ci veniva risarcito pur di chiudere tutto, al che non ho avuto rispetto per questa persona e ho detto che per la vita di mio figlio io non ho cifra che conti, ecco, anche perché chi ha ucciso mio figlio ha rovinato la nostra famiglia, ha rovinato noi, ha rovinato Anna, ha rovinato i miei genitori, che gli ultimi anni li potevano passare tranquilli, invece no, purtroppo la vita ci è caduta proprio veramente, questa disgrazia ci ha... Noi eravamo gente semplice, non volevamo chissà cosa, facevamo il nostro routine, le nostre cose, stavamo in famiglia, e Mattia lo stesso, e quindi lui aveva tanti progetti e queste persone gliele hanno stroncate ed è giusto che paghino, punto, basta. Io ritorno a dire quello che ho detto in chiesa il giorno del suo funerale. Chi ha sbagliato deve pagare e questo lo dobbiamo fare per giustizia di Mattia e per tutte quelle persone che muoiono sul posto di lavoro. L'ha detto anche Marco, hai sentito? Certo. Voglio giustizia. Io non voglio fare nessuna accusa alle famiglie, perché non tutti hanno la forza e hanno il coraggio di esporsi, però dovremmo farlo tutti e tutti insieme, dobbiamo urlare al governo, a chiunque, che facciano una legge, ma che le leggi vengano applicate. Le leggi ci sono, ma poi per una cosa o per quell'altra o perché fa comodo viene tutto, si tace tutto e questo non è possibile per rispetto di chi lascia la vita. Io questa mattina avevo invitato il già procuratore della procura del tribunale, però purtroppo ieri è successo un fatto grave, ha perso la moglie, perciò anche un grande abbraccio al dottor Fogliadelli per questa grande perdita. Ecco, era anche lui confuso, mi ha ringraziato di averlo chiamato anche se non sapevo, mi sono anche scusata, però lui ha detto mi fa bene anche questa telefonata, capite che invece la vicinanza è importante, ma ti prometto Monica che ci sarà anche un dopo di questo sabato,
quando se la sentirà Certo. di parlare, perché lui conosce le leggi, perché come dice il nostro dottor Romeo, tutti sono tuttologi, tutti sanno, tutti decidono, invece quelli che dovrebbero sapere non parlano, quelli che dovrebbero applicare la legge non sappiamo dove sono e come vengono applicate e la giustizia non arriva. Allora sentiamo Tamara da Spresiano. Ciao Tamara. Tamara se Sadrio Pianza. Eccola qua. No! Ecco, non so. Vai Tamara, dai, fai la brava. Anch'io ho avuto mio padre che è morto in un incidente di lavoro. No, cosa sta parlando la signora Monica? Io le dico solo una cosa alla signora Monica, come lo sto facendo forza io, che si faccia forza anche lei. Lo so che è difficile. Io l'ho perso quando ero bambino, però ho avuto tanti bei ricordi e questi ricordi non li devo mai dimenticare. E anche lei, signora Monica, deve farlo. Lo faccia solo per suo figlio, perché suo figlio da lassù lo vede come sta soffrendo in questo periodo. Ciao Mirella. Ciao cara, la mia Tamara, di una sensibilità unica questa ragazza. Pensa Monica che cerca le poesie per venirle a leggere anche lei quando è a casa, che riesce a prendere la linea. Ecco, hai fatto piangere anche Anna, Tamara, ti sono tutti vicino perché sanno cos'è questo dolore, lo capiscono. Ecco, si vive di ricordi ma col dolore, questo dolore che non passa mai, che è un dolore, come dicevo prima, che qualcuno dovrà dire veramente dare giustizia, perché solo con quello si riuscirà a fare veramente giustizia. Allora andiamo a vedere la seconda udienza, come ha detto Monica Michelin, ce ne saranno altre purtroppo, e poi la commentiamo con mamma Monica e papà Giuseppe. Siamo riusciti a portare a casa qualcosa per fortuna per il nostro figlio che è morto sul lavoro. Mi tengo a precisare che visto che qua tanto nessuno sa il danno per cui siamo qui in tribunale oggi è la morte di un ragazzo di 23 anni mentre lavorava. Ucciso sul lavoro! Mentre stava lavorando sul lavoro perché c'è stata la negligenza di qualcuno e questo deve urlato fuori dal tribunale. Abbiamo poco da dire, stiamo zitti, non stiamo zitti un bel niente. Mattia è stato ucciso. Uno sfogo tra i corridoi del Tribunale di Treviso al termine della seconda udienza preliminare del processo per la morte nell'aprile 2021 di Mattia Battistetti in un incidente sul lavoro a Montebelluna dopo essere stato travolto da un carico di 15 quintali sganciatosi da una gru. Uno sfogo, quello di mamma Monica e della sorella Anna, dettato dal dolore lacerante per la morte di Mattia, arrivato dopo qualche momento di tensione in aula tra le due donne e uno dei legali difensori. Questa seconda udienza prettamente tecnica è stata segnata da una prima parte con gli avvocati della difesa che hanno sollevato una serie di eccezioni sulla costituzione come parti civili di CGIL, CISL, AMLI e Associazione Mendez, facendo leva sui contenuti degli statuti anche alla luce delle novità introdotte dalla riforma Cartabia. Il giudice, dopo essersi ritirato per oltre un'ora per analizzare la documentazione, ha ammesso tutte le parti civili ad eccezione dell'Associazione Mendez, una decisione accolta dai familiari con un applauso. Le parti civili, in particolare la famiglia, è stata ammessa se non c'è stata neanche un'eccezione da parte di controparte, quindi non abbiamo avuto nessuna discussione. Sui sindacati c'è stata discussione ma sono stati ammessi tutti, meno un'associazione di Bologna, e quindi il processo prosegue esattamente come deve proseguire. Nel corso dell'udienza, di fronte alla richiesta di uno dei legali difensori di prendere in esame l'istanza di incidente probatorio presentata lo scorso 24 gennaio, è stata rilevata la necessità di integrare il contraddittorio con la citazione dei responsabili civili. Entrambe le questioni potrebbero essere discusse il prossimo 3 maggio nella terza udienza fissata dal giudice in Camera di Consiglio, dunque a porte chiuse. C'è la discussione sul contenuto delle eccezioni e delle istanze delle parti in udienza preliminare, quindi la prossima sarà l'udienza di discussione. Anche per l'incidente probatorio? Probabilmente sì, anzi sicuramente sì, prepareremo anche quello. Allora Monica, quello che rammarica è che non si sa quando ci sarà la fine di questo processo, perché qui in Italia i processi, se uno poi ha grandi quantità di denaro,
arriva la prescrizione e con la prescrizione si cancella tutto. Ricordo a qualcuno che la prescrizione c'è solo in Italia, tanto per ricordarla, qualcuno l'ha fatta per i propri interessi, perché è arrivato al governo e siccome sapeva che era molto importante per lui questa prescrizione, perché avrebbe escluso di andare in galera, di pagare le misfatte, ha fatto la prescrizione. Perciò chi ha tanti soldi arriverà alla prescrizione e via tutto. Tu cosa vuoi dire? Tu che provi, che urli, che dici ma cosa è questa seconda udienza, basta. E non devi scusarti, perché ho sentito che poi tu hai chiesto anche scusa, scusatemi lo sfogo. No, non devi scusarti, devi fare gli sfoghi. Qualcuno deve capire che bisogna smetterla in Italia con questa giustizia che non funziona, che è solo sulla carta. Prego. Ma tutte le leggi sono fatte così, Mirella. Se noi avevamo la possibilità di avessimo accettato il risarcimento, gli indagati avrebbero avuto uno sconto di pena. Del 30%. Del 30%. Quindi, Mirella, figurati se io vado a prendere un risarcimento di soldi sporchi perché non mi interessa niente. So perché un avvocato ha detto ma la signora dice tanto che non vuole il risarcimento. Siamo stati obbligati a chiederlo. Siamo stati obbligati. Posizione delle parti civili. Sentiamo anche Giuseppe, dai. No, Giuseppe. Loro volevano darci un risarcimento di soldi subito per avere lo sconto di pena e per liberarsi anche da questa misfatta, da questo omicidio, insomma. In realtà noi non abbiamo accettato, non accetteremo mai nessun risarcimento, sarà il giudice se lo vuole decidere lui, ma noi no. Però noi ci siamo costituiti parte civile, non solo noi, ma anche mia figlia, i miei soci e anche i rappresentanti sindacali che hanno voluto la CGIL e CISD, perché rappresentavano sempre i lavoratori. Accettando questo, mettendoci come parte civile, è chiaro che noi andiamo a chiedere un risarcimento alla parte che ci ha danneggiato, insomma. Però non è un risarcimento per nostro figlio. È un risarcimento globale, insomma, che chiedono anche i sindacati per tutto quello che è stato fatto, insomma, che hanno combinato. Perché in realtà quando loro chiudono i bilanci a fine anno, queste società il bilancio non è che sia del titolare, il bilancio è stato prodotto e fatto da chi ha lavorato, gli operai, tutto quanto. Certo. Quindi io chiedo, se quel bilancio fosse qualche percentuale, ma sto parlando di un 0,5%, e fossero gli operai avessero gli attrezzature e tutto quanto idonei a quello che fanno, penso che il titolare non avrebbe nessun problema. Invece niente da fare. Insistono ancora col pagare meno gli operai, farli lavorare di più, in condizioni anche d'estate, a mezzogiorno mai vanno sopra a 5-6 metri a fare dei lavori. A 30 gradi, a 30 senza casco, mangiare sul marciapiede. Cioè sono tutte cose che in realtà con poco, visto che i bilanci sono stratosferici, perché sembrerebbe che tutti quanti vogliono case nuove, dopo non so dove trovano. Quindi non capisco perché il bilancio non possa essere leggermente, ma leggermente sto dicendo, inferiore e avere una qualità di vita anche per i propri operai, che sono loro che fanno il bilancio, non è il titolare. Il titolare, non l'ho mai visto il titolare sopra a dar su il colore su. E neanche i top manager, perché l'operaio che veramente, sì. Io lo dico sempre, sai Giuseppe, questo, che l'operaio, che è la spina dorsale, che è l'ossigeno della ditta, della fabbrica, è quello che è all'ultimo posto, pagato meno di tutto. Il top manager è là grazie all'operaio, però, perché se l'operaio non lavora, il top manager cosa fa? E allora strapaghiamo i top manager e l'operaio cosa ha voluto fare? Che qui oggi è un operaio, perché appunto, funziona così. Esatto, o sbaglio? così, sì. Questo fa qui oggi un operaio, perché è passato questo messaggio, che l'operaio non è niente, mentre è la spina dorsale dell'azienda. È sottopagato, non rispettato, perché come hai detto tu li vediamo, esatto. Cioè queste morti non sono morti casuali o numeri inferiori, veramente le antenne sono alte anche da parte del sindacato, che se non ci fosse dovremmo inventarlo, calma perché in questi casi è l'unico che veramente sta cercando di dire cosa sta succedendo, chi è qua che deve rispondere, siete voi. Allora Giuseppe, quello che io volevo anche chiederti, adesso c'è un ministro della giustizia trevigiano che è Carlo Nordio. Tu vorresti parlarci con lui, vorresti con mamma Monica a chiedere dov'è la giustizia sulla carta,
che te la faccia leggere, perché io leggerò la prossima settimana la Costituzione, dove ci sono degli articoli molto chiari, ma sempre nella carta e non vengono più applicati. Eppure la Costituzione, la legge è nella carta, ma viene applicata, come viene applicata? È a discrezione del giudice, cambia dall'ergastolo, passi a 20 anni che poi alla fine se ne fai 10 sono già tanti. Ecco, cosa vorresti dire al ministro Nordio? Al ministro Nordio, adesso non so il ministro Nordio se abbia competenze, ma ad esempio se guardiamo anche le tabelle, perché ci sono fatte delle tabelle per i risarcimenti. Sì. Com'è che fanno? Io mi sono sempre chiesto, chi è che ha fatto queste tabelle qua? Mia. Com'è che fanno? Se uno è operaio vale tot. Se uno è ingegnere, che dovrebbe essere quello che tutela l'operaio con le famose protezioni tutto quanto, che dopo in realtà prendono molto di più. Sale, ma molto di più. Allora, finché ci sono queste tabelle, o chi ha fatto queste tabelle e vengono accettate queste tabelle, cosa vorrei chiedere a Nordio? Può chiedere quello che vuole, ma lui si basano su queste... Però si può anche cambiare, perché adesso c'è un nuovo si devono buttare governo. via queste tabelle, Esatto. bisogna buttarle via. Esatto. E prende chi che le ha fatte queste tabelle qua e fargli cambiare mestiere. Lì che va a fare tabelle di... L'abbiamo letto una mattina, proprio mi ricordo con chi avevo, sempre che avevo perso una persona cara, che ha letto appunto i numeri di queste, da dare a brividire, il cugino, il fratello, cioè una roba allucinante. Non so se ve lo ricordate voi a casa che abbiamo letto anche le tabelle, ma le rileggeremo tanto per capire cosa hanno fatto, perché è il Parlamento poi alla fine che fa le leggi. Attenzione, è il Parlamento, sono i parlamentari che firmano e fanno le leggi, calma, perché c'è tutto il Parlamento quando legiferano che deve approvare quell'articolo di legge. E poi Milano un prezzo, Torino un altro, Roma un altro. Ma anche questi parlamentari sono stati votati. Allora bisognerebbe ricordarsi quando si va a votare di non votare quello meno peggio. Ma se c'è Restino bloccato, Giuseppe, come fa? Ma guarda, adesso mi stuzzichi. Allora, se non vai a votare, perché non vai a votare? Se voti, a parte il sindaco, che forse ci arrivi, fortunatamente con le preferenze, in regione ma anche là già i nomi iscritti, ma a livello, quello che a noi interessa, con la preferenza di votare quella persona che ha seminato, chi se ne frega? Ti sembra che cambino, che abbiano voglia di cambiare, di modificare, di mettere le preferenze in maniera che siamo noi a dire abbiamo sbagliato perché abbiamo votato quello, lo conoscevamo ma non si è comportato bene? Noi abbiamo dei nomi che nemmeno conosciamo, mai visti, mai sentiti, non sappiamo neppure il curricula che hanno, eppure sono ai primi posti. Ma può funzionare così, mamma Monica? No, è vero, è verissimo questo. Non può andare avanti così. Nessuna forza. Il popolo proprio non ha, non ha nessuna forza, non ha niente. Dobbiamo adeguarci, però dobbiamo combattere per non farlo. Ecco, rimboccarci le maniche come su ogni cosa, purtroppo. Su ogni cosa, però questa cosa deve anche cambiare, perché la gente comincia a non andare più a votare, avete visto i numeri? Certo. Ecco, per non sbagliare non va. Se fai così non cambi niente. Ma cosa devono fare questo popolo per farci ascoltare sulle cose che veramente servirebbero? Ci fanno i referendum su cose che non interessano, che non siamo in grado di capire, poi il sì e no, il no e sì, hanno talmente ingarbugliato la matassa che non riesci più a capire. Voglio il referendum sulle trivelle, non sappiamo neanche cosa che sia il trivelle, non ce l'ha mai spiegato nessuno, però su altre cose come il fine vita non ci fanno votare perché perché là è delicata la questione, ci sono interessi di mezzo, perciò buio, silenzio assoluto, ma le trivelle sì, non capiamo niente, perciò come votiamo non si sa, abbiamo visto com'è andata, va bene lo stesso. Allora è meglio che andiamo avanti, invece andiamo a vedere anche questa mostra che è iniziata già da tempo per ricordare il nostro Mattia Battistetti. Andiamo a vedere. E se sarai qui non lo saprò. Non numeri ma persone, per non dimenticare Mattia Battistetti. Impossibile trattenere la commozione mentre musica, immagini e parole ricordano Mattia, morto a soli 23 anni in un incidente sul lavoro, travolto da un carico di impalcature in un cantiere a Montebelluna. La mostra, inaugurata nella biblioteca della città, si articola in 4 momenti. Mattia che racconta la sua giovane esistenza, gli hobby, le passioni, gli amici.
poi il giorno drammatico dell'incidente ed infine le iniziative portate avanti dall'associazione che porta il suo nome. Come sempre in prima linea nella battaglia contro le morti sul lavoro da quel maledetto 29 aprile del 2021, mamma Monica. Lo scopo di questa mostra è proprio, l'abbiamo messo nel cartello, basta morti sul lavoro, basta, basta, basta. Che le istituzioni facciano qualcosa, che si inaspriscano le pene. Alle famiglie che vivono questi drammi non basta essere risarciti del denaro non ne facciamo niente. Chi sbaglia deve pagare. Solo in questo modo riusciremo forse a sensibilizzare e a cercare di fare in modo che le persone, prima di fare determinate revisioni, prima di fare determinate cose, si mettano una mano nella coscienza. In sala le autorità, ma anche tante persone che sono vicine alla famiglia e poi gli amici di Mattia. Arben, amico del cuore e collega, era con lui quella mattina e la ricorda come il giorno più brutto della sua vita. Sì, è più brutto, li ricordo, anche adesso che ho tanti ricordi, hai capito, tanti ricordi di lui e tutto quanto. Ho perso un amico di cuore. A dar voce ai pensieri di Mattia rappresentati nella mostra, Francesca Basso, ex allieva di mamma Monica. Il prossimo passo sarà un libro. La prima parte ce l'abbiamo in mostra e piano piano andremo avanti. Ovviamente il libro sarà leggermente diverso da questo perché sarà proprio una sorta di corrispondenza epistolare tra mamma e figlio che ancora vive. Ecco, questa corrispondenza epistolare che è portata avanti da tutta la famiglia Michelin Battistetti. Adesso ha preso il posto anche la sorella Anna Battistetti per ricordare questo meraviglioso fratello. Ecco, e Anna si commuove spesso perché sono ricordi struggenti. Erano veramente fratello e sorella, ecco, un fratello che veramente lo vedevi come una cosa grande, orgogliosa di questo fratello, o sbaglio, Anna? Sì, era il mio fratello minore d'età, ma in realtà era il mio fratellone, nel senso che in qualsiasi occasione lui era... Ti era vicino? Sempre. Ti era vicino sempre? Sempre vicino, sempre sostegno, qualsiasi cosa, lui se ne rendeva conto, che fosse una cosa manuale, che fosse un appoggio, un qualsiasi aspetto, era sempre presente. Pronto, sì. Sempre pronto. Ascolta Anna, tu sei giovane, cosa vorresti dire di questa giustizia che non arriva? Ecco, con queste spalle al muro che vedi sempre i tuoi genitori quando devono continuamente combattere anche su cose che dovrebbero essere più semplici, più supportate. Ecco, cosa vorresti dire a questi politicanti? Io non li chiamo politici, non tutti, a quei politici che sono invece politicanti, che non danno supporto, sostegno, che chiedete delle cose semplici alla fine, non è che chiedete la luna, una passeggiata negata perché ci sono altre cose più importanti per loro, perché parlare di questo dà fastidio, rende tristi. Cosa vorresti dire, Anna? Di provare a vivere una giornata delle nostre, ma anche solo un momento. 24 ore su 24. E si renderebbero conto di quello che stiamo passando. Perché la gente non riesce a immedesimarsi perché tanto è successo agli altri, succede di qua, succede di là. Glielo auguro per l'amor del cielo, però cioè ogni tanto magari anche mettersi nei panni dell'altro, capire, cercare di immedesimarsi, ma non è che immedesimarsi, provare anche a capire cosa può provare un'altra persona. Senti Anna, tu sei giovane, hai amici, amiche. Ecco, come vivono questo dolore? Sono sensibili? Come sono questi giovani? Come li vedi tu? Secondo me ci sono giovani e giovani, nel senso che ci sono le persone che hanno sensibilità, comunque riescono a starti accanto, quelli invece che preferiscono scegliere la strada facile, si allontanano e spariscono un po' dalla nostra realtà. Perché alla fine non tutti riescono, ma neanche a darti supporto, ma a volte anche un messaggio, un cuoricino, una stupidaggine, una farfalla, perché vabbè, farfalle dappertutto. Però a volte è un segno. Sì, sì. Cioè, avresti bisogno anche di questi segnali, come diceva ieri quando ho telefonato il dottor Foiadelli, che mi ha ringraziato nonostante fosse un giorno terribile. Hai bisogno di sentire qualcuno, magari anche che si stacchi dalla solita familiarità, dalla solita quotidianità, una persona che ti dice guarda che io ci sono, ti sono vicino. Quanto importante è, Anna? Tanto. Sentite? Ma soprattutto è importante anche, ma non dico il gesto eclatante, ma anche il messaggio, la farfalla, qualsiasi segnale di dire ok ci sono, anche magari
non esposto, perché magari c'è gente, c'è gente più timida, c'è gente più sensibile, c'è gente più introversa, però magari un segnale, un piccolo gesto di vicinanza, insomma, sarebbe molto apprezzabile. importante. Certo. Ecco, ascoltate a casa e capite quello, quando io vi dico delle volte anche in questi ospedali, ma non lo vado a trovare perché magari vi faccio male, no, guardate che non è così, guardate che non è così, anzi meglio dei familiari, anzi si sfogano di più con la persona che magari non fa parte del nucleo familiare, ecco, perché hanno più coraggio di far vedere la realtà, anche di piangere, di stringere una mano. Diverso o sbaglio, Monica? Verissimo, verissimo. Guarda, in questa situazione, con quello che stiamo vivendo, io parlo per me, ma penso di poter parlare anche per Anna, per mio marito. Abbiamo fatto delle scelte anche di amicizia, cioè chi veramente ci sta vicino, ci sta supportando e che anche in questo momento ringrazio. Capisco, non è facile entrare nella nostra casa, non è facile perché noi siamo proiettati, la nostra giornata, come diceva Anna prima, fortunatamente io e lei siamo anche al lavoro, quindi abbiamo degli stacchi. Però la nostra giornata è incentrata su Mattia, quindi è questo, è l'avvocato, è il carabiniere, è il cimitero, perché stiamo facendo anche una cappella gentilizia che ti racconterò, Mirella, è stato veramente una cosa, 2 anni per fare una stanza per mio figlio morto, tra autorizzazioni, permessi, burocrazia, doppio esame della terra cimiteriale, quindi richiesto dal comune. Cose grandi, ecco. Abbiamo Sandra da Treviso, Monica, se no mi cade la linea, vai Sandra. Sì, buongiorno Mirella, ciao buongiorno cara. Monica, buongiorno a tutti. Volevo far notare ai signori una cosa. Nelle altre fasce orarie di questo programma si sgomita per entrare a parlare, a dire la propria, appunto a esporre i propri pensieri. Io ho trovato la linea libera e ho sentito che prima di me nessuno ha parlato. Ecco, questa secondo me non è assenza, è vicinanza, nel senso che, come diceva Monica proprio 3 secondi fa, è difficile anche solo portare la solidarietà, perché uno può anche dirti tu mi dici sì forza, però non hai provato quello che stiamo provando noi, quindi questo silenzio che c'è durante questa intervista interessantissima, purtroppo interessantissima perché vorremmo parlare di tutt'altre cose, il silenzio che c'è non è assenza, è vicinanza. Cara Sandra. Un saluto commosso. Grazie. Guarda Sandra, ti ringrazio perché tante volte io, anche se non vi sento, so che ci siete, perché poi i dati Auditel li conosciamo, li vediamo, li sappiamo, però questo silenzio fa capire, ecco, l'importanza dell'argomento anche che tratti a volte. Ecco, saper ascoltare, non solo sentire, saper ascoltare che è diverso, e Sandra è la testimonianza. Certo. Ecco, è molto importante. Ti ringrazio di questa affermazione, di questa telefonata che farà molto piacere sia a mamma Monica che a papà Giuseppe, ma anche a Anna, per capire che l'argomento veramente è sentito, non è che facciamo come gli struzzi, mettiamo la testa sotto. Ecco, il silenzio delle volte accompagna i momenti dove non sai cosa dire. Cosa dico a mamma Monica, a Anna, a Giuseppe? Sto zitto e ascolto questo dolore che mi rimarrà dentro per tutta la giornata, perché mi farà ricordare Mattia, i tanti Mattia che non ci sono più. Cosa dici, Monica? Sì, verissimo, sì. Poi, Mirella, purtroppo nel nostro percorso abbiamo incontrato anche chi ci sta criticando e ci critica. Quindi ti dico, ormai ho fatto le spalle forti e quindi riesco a rispondere anche a queste persone che si permettono battute, che si permettono, cioè nessuno deve toccare il nostro dolore. Esatto. E questo, come mamma, mi aggrappo con i denti perché nessuno si permette di farlo. Ecco. Allora andiamo anche a vedere questo servizio di un altro operaio morto purtroppo a Conna. Andiamo a vedere. Arben Sagliu, operaio 57enne residente nella frazione di Cantaranna di Cona, ha perso la vita per le gravi ferite riportate mentre lavorava nella sede di Campagna Lupia della ditta per cui prestava servizio. Il fatto risale al 5 aprile scorso, poco prima di Pasqua, ma è stato reso noto solo oggi.
Sagliu, di origine albanese ma residente a Cona da più di 20 anni, era ricoverato al centro Grandi Ustionati di Padova, dove era stato trasferito dall'ospedale di Piove di Sacco. Sul posto le volanti della questura, la polizia locale e lo Spisal per i rilievi, dopo che il 57enne è stato soccorso dai colleghi e dal suo datore di lavoro, che l'ha caricato in macchina per portarlo all'ospedale. Ancora sconosciute le cause dell'incidente, al vaglio dei tecnici, forse uno scoppio o un cortocircuito. La tristezza di una famiglia adesso che ha lasciato moglie e la figlia minorenne, comunque hanno un grande coraggio perché sono persone che insomma stanno affrontando una situazione terribile e come comune insomma li siamo vicini, come amministrazione li siamo vicini per dare il supporto necessario a questa famiglia che è rimasta senza una figura principale del padre. Arrivato anni fa da Tirana, Sagliu e la sua famiglia si erano perfettamente integrati a Cona. Da decidere la data dei funerali, forse anche perché sono ancora in corso indagini e accertamenti da parte della magistratura. Mi dispiacerei tanto e speriamo che venga accertato anche come è successo e per far sì che nei posti di lavoro insomma la sicurezza sia sempre al primo posto. Allora Monica, si cresce e si va avanti senza figlio, Anna senza fratello, Giuseppe senza figlio, bambini senza il papà. Nessuno pensa a questo, il dopo che è terribile, il dopo che devi percorrerlo da sola, con della burocrazia che fa impazzire. Avete sentito l'esame della terra 2 volte, chissà perché, cosa sarà. Beh, bisogna fare questo, bisogna fare tanta documentazione. Ecco, cosa vorresti dire? Cos'è che veramente... Fai un appello, Monica, che qualcuno dovrebbe ascoltare, perché qui stiamo parlando di persone, non sono numeri. Sono persone con un cuore, un'anima, un dolore straziante, cioè aiutarli anche in questi percorsi. Ecco, devo fare questa riesumazione perché ho deciso di fare questa cosa per mio figlio. Invece di essere aiutata ti mettono davanti questo pacco di documenti e firma e compilla. Cosa vorresti dire, Monica? Sì, è vero Mirella, purtroppo in Italia la burocrazia, lo vediamo, c'è dappertutto. Io insegno e viviamo di burocrazia più che di tante altre cose, ecco. Che appello posso fare? Che cerchiamo di snellire queste cose, perché intanto per un genitore sono cose grandi, perché noi anche l'altro giorno eravamo a Contarina, per carità abbiamo trovato una signorina disponibilissima, ci aveva già preparato tutto, però sai cosa vuol dire per noi entrare da Contarina e la risumazione, la tomba, il carro funebre, cioè... Sono momenti che hai già vissuto, poi oltretutto, sono vissuto. Ritorni al punto di partenza da dove eri iniziata. Devo rifare quel percorso terribile che mi distruggerà, che in quel momento non sarò più io, talmente grande il dolore che qualcuno non riesce a capire che qualcun altro dovrebbe fare questa documentazione, penso io, visto gli uffici che abbiamo. Ma è possibile che sono questi genitori che devono fare questi percorsi? Ecco, mi informerò e capirò anche con qualcun altro se è il caso anche di cambiare questa burocrazia, di non mettere loro davanti a queste imprese terribili, perché diventano delle... Solo a pensarci, pensate già il giorno prima come affronterò il giorno dopo, è una cosa veramente incredibile. Anche perché c'è su tutto, perché ti dico da quando abbiamo iniziato la cappella che abbiamo fatto spiega cosa volevi fare e cosa stai facendo allora, Monica. Abbiamo fatto una semplicissima cappella, niente di particolare, un tetto, volevamo dare un tetto a Mattia, ecco, e sono 2 anni che abbiamo iniziato un percorso di domande, di revisioni, di ridomande, di pagamenti, perché non ti dico, ma quella è una scelta nostra, quindi i pagamenti lasciamo stare. E finalmente il 29 di aprile, dopo 2 anni, torno a ripetere, Mattia potrà entrare in questa cappella. E ci sarà anche un percorso, hai deciso, ecco, spieghiamo. Il pomeriggio, allora al mattino faremo questa riesumazione di Mattia e lo sistemeremo nella sua casetta, chiamiamola così. Il pomeriggio invece abbiamo organizzato, e qui ringrazio tra le persone che ci stanno vicino Gabriele Zanella, perché veramente è un grande per noi. Abbiamo organizzato una passeggiata che partirà dal cantiere di Via Magellano a Montebelluna, dove
è successo l'incidente. Saliremo in piazza a Montebelluna, dove abbiamo messo una panchina lo scorso anno. L'idea era poi di passare sotto il municipio per degli interventi, però non lo possiamo fare perché ci sono delle band musicali che suonano, e quindi ci hanno autorizzato ad andare all'auditorium della biblioteca, dove si concluderà questa passeggiata con degli interventi di chi vorrà essere con noi, insomma, ecco. Quindi chiediamo la massima partecipazione e ci fa piacere, insomma, se chiunque ci sta ascoltando si aggiunge a noi per Mattia, ecco, e per gli altri morti sul lavoro. Allora Monica, ricordiamo anche questo sabato alle 16, prego. Sì, allora abbiamo portato la locandina, oggi alle 16 ci sarà l'inaugurazione di questa mostra fotografica, voluta e per volontà di Mirella, questo lo devo dire, Mirella, non finirò mai di ringraziarti proprio. Abbiamo allestito questa mostra semplice con dei quadri che rappresentano la vita di Mattia, il giorno dell'incidente, le iniziative che noi stiamo portando avanti come associazione e le vittime, alcuni nomi di vittime che ci sono state sul lavoro. Voglio però, Mirella, dirti una cosa. Quando tu mi hai proposto di fare questa mostra a Villa Manfrin, mi sono sentita un po' a disagio, perché ho detto no, i quadri fatti in famiglia, cioè tu li hai visti, sono cose molto semplici che abbiamo condiviso proprio nella nostra famiglia. Ho detto no, non me la sento di portarli in villa, però un po' mi lusingava anche il discorso della villa. Quando tu mi hai mostrato la location, che mi hai detto guarda, io Mattia lo metterei qui perché ci sono i giovani, guarda, per me queste parole le ho incise nel cuore, Mirella. E anche oggi ci saranno, questi ragazzi che accompagneranno questa mostra itinerante per ricordare Mattia e tutti i ragazzi, i papà anche di ragazzi che non ci sono più. Grazie, grazie. Salutiamo Monica Michelin, salutiamo Giuseppe Battistetti, Anna Battistetti, grazie Anna, veramente grazie di essere state con noi. Lo so che è stato un momento molto duro, ma bisogna continuare a lottare e bisogna purtroppo metterci la faccia e continuare a parlare. Grazie, grazie. Ci vediamo oggi pomeriggio. Pubblicità. E vi presento altri graditi ospiti. Abbiamo in presenza Giorgio Pavan, direttore ISRA di Treviso. Grazie direttore di essere qui con noi. Buongiorno a tutti e grazie a voi. Abbiamo collegato da Milano il direttore della clinica ostetrica Mangiagalli, Enrico Ferrazzi. Buongiorno dottor Ferrazzi, grazie anche lei di aver accettato l'invito. Finalmente riusciamo a parlarci, dottor Ferrazzi. Grazie, no, sei gentilissima. Grazie, grazie dottore. Allora io, dottor Ferrazzi, inizierei proprio con lei per cercare di capire anche in ostetricia cosa sta cambiando, come si sta evolvendo queste maternità che non sono più viste come una volta, nel senso che queste nascite, anche se sono poche, ma vengono molto coccolate rispetto a una volta queste mamme, sia prima che dopo. Ecco, questa sensibilità forse diversa di un tempo dove c'era la famosa, noi la chiamavamo, dottor Ferrazzi, levatrice in casa, è esploso un mondo meraviglioso, la ricerca, la scienza, la tecnologia, fa sì che veramente uno deve essere sicuro quando entra in ospedale queste mamme che anche prima del parto vengono veramente coccolate, accompagnate, un percorso per qualcuno anche molto difficile. Cosa ci dice, dottor Ferrazzi? Beh, questo rispecchia il cambiamento generale della cultura della società, no? Nel senso che prima le famiglie allargate, la donna sperimentava la gravidanza e il puerperio attraverso l'esperienza delle altre donne della famiglia allargata. Oggi non è più così. Oggi si vive in nuclei familiari più piccoli, si vive in grandi città e quindi è assolutamente importante che le strutture sanitarie forniscano questo accompagnamento, questa educazione al parto, questa preparazione al parto e che l'ospedale diventi un luogo sicuro ma al tempo stesso un luogo sereno, no? In modo che la donna si senta protetta, sicura nel momento così difficile, così emozionante, così entusiasmante del dare la vita a un bambino, no? Quindi
E quello che avviene oggi è un cambiamento che rispecchia i cambiamenti generali della società. Negli ultimi anni sta succedendo qualcos'altro molto, molto importante, cioè si osserva una forte riduzione della natalità nel nostro paese e quindi a maggior ragione la struttura sanitaria si deve impegnare a rendere positiva l'esperienza del parto affinché i nuclei familiari anche attraverso questo non si limitino ad avere un figlio per coppia, perché questo ci sta portando nel 2022 le nascite sono state 390.000, erano 560.000 nel 2008. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'anno scorso in Italia sono venuti meno 700.000 persone, sono stati 700.000 morti e sono nate 300.000 persone, quindi ogni anno perdiamo 400.000 persone, quindi 2 grandi città ogni anno in meno. Questo per il futuro del paese è veramente una situazione molto critica, no? E quindi quello che noi possiamo fare nei nostri ospedali è accogliere nel modo migliore possibile la nascita e l'esperienza della nascita. Dottor Ferrazzi, intanto la ringrazio di aver dato questi numeri, perché delle volte non riusciamo a capire perché non c'è la trasparenza dei numeri. Lei invece ha fatto veramente capire molto bene rispetto alle morti, queste sono le nascite e dovrebbe far riflettere. Qualcuno dice ma dottor Ferrazzi, vorrei anche la sua opinione, è troppo costoso avere un figlio, non si può. Io non ci credo proprio tanto a questo. Io ho un banco solidale, dottor Ferrazzi, dove a questo banco arrivano famiglie di tutti i generi, da tanti stati e naturalmente quelli che arrivano da paesi diversi sono spesso incinta e qualcuno dice basta, ma ancora incinta sei? Io dico per fortuna, perché chissà un domani se non ci fossero queste nascite come andremo a finire, faremo la fine degli Inca purtroppo, dobbiamo dirli, i numeri che sta dicendo lei, dottor Ferrazzi, sono numeri veri, sono quelli che dovrebbero far riflettere. Non so se sia una forma di invidia, perché non hanno niente, ma anche noi una volta non avevamo niente, facevamo tanti figli. Queste donne che lavoravano veramente senza tutti i mezzi che avevano, però portavano a termine le gravidanze 7, 8, 10, 12, eppure con figli sani, belli, non tutti, ma una gran parte, e anche con la schiena dritta. Adesso si ha paura addirittura del primo figlio, si arriva a partorire anche a 40 anni, a 45, con questa nuova scienza, ricerca e tecnologia, faccio da sola, anche che problema ci sono, ho deciso di diventare madre e lo divento. Ecco, che idea si è fatto lei, dottor Ferrazzi? Dunque, lei sta dicendo tante cose, no? E veramente bisogna provare a vederle pezzettino per pezzettino. Ora, l'età media del parto oggi in Italia è quella di 32 anni, le grandi città è 33 anni, noi in Mangiagalli portiamo alla nascita 6.000 bambini ogni anno e l'età media è 36 anni. Tanta differenza rispetto alla cultura di un tempo e sicuramente questo rispecchia da una parte la cultura della donna oggi e quindi soprattutto nelle grandi città credo, ma un po' ovunque, l'idea di crearsi un'indipendenza lavorativa, di una carriera e quindi l'idea di posticipare la nascita quando poi in realtà diventa un po' più difficile concepire dopo i 37 e 38 anni e quindi bisogna ricorrere a cure mediche. Dall'altro sicuramente però c'è anche un problema economico, no? Perché è vero che un tempo ci si accontentava di poco e come dire, si viveva in condizioni molto diverse. Oggi i modelli sociali sono completamente cambiati, non sono necessariamente giusti, però sicuramente la coppia che pensa di fare un figlio già immagina tutto quanto dovrebbe portare a questo bambino. Se pensiamo quali sono i costi degli affitti in una grande città, non so, riferisco perché parlo della mia esperienza di città della Lombardia, una coppia
con 2 stipendi da 1.100 a 1.500 euro, uno stipendio se ne va per l'affitto e per le tasse legate alla vita urbana. Rimangono 1.000 euro e francamente oggi vivere a Milano o a Brescia o a Gallarate o penso a Treviso con 1.000 euro una coppia e un figlio è difficile. Quindi quello che noi vediamo in altri paesi che hanno una natalità diversa, alcuni paesi del nord Europa, l'Olanda o anche la stessa Francia, il Belgio, la Germania, gli interventi sul sostegno alla famiglia sono importanti, non si limitano a quelle pochi euro del bonus bebè che ad esempio abbiamo nella nostra regione. Quindi la politica è intervenuta a sostenere la natalità aiutando, perché poi sa, le condizioni culturali sono quelle, non è che si possono cambiare. La mia nonna era una figlia di una famiglia di 7 figli e io sono figlio di una famiglia di 2 bambini, di 2 figli e quindi, come dire, queste cose sono date, non è che si possono cambiare con la bacchetta magica. Quindi quello che vediamo in altri paesi è che se si arriva al terzo figlio si riducono le tasse, si pagano meno tasse urbane, cioè quello che può fare la comunità locale, politica, regionale e locale è di forte sostegno, no? Quindi lei capisce che avere il terzo figlio e non pagare più le tasse, tanto sono soldi veri, ecco, è un aiuto vero. Noi non lo vediamo succedere questo, tutti i politici da tutto l'arco parlamentare parlano della denatalità, dei problemi, ma poi non ho visto neanche sul PNRR interventi a sostegno della famiglia. Ecco, non so se avete visto la settimana scorsa a Milano abbiamo avuto questa punta di iceberg, no? Di questa mamma che ha partorito un bambino, l'ha accudito, l'ha coccolato, l'ha vestito bene, eccetera, però non si è sentita in grado di mantenerlo e noi a Mangiagalli abbiamo questo sistema di questa ruota, appena si apre, si scalda, si forma una culla e intervengono i neonatologi, quindi questo bambino è stato consegnato al Policlinico di Milano. Quindi è ovviamente un caso estremo, però è un caso estremo che sottolinea che a volte le difficoltà mordono veramente nella vita e nei sentimenti delle persone. Guardi, dottor Ferrazzi, mi congratulo per aver ricordato questo esempio, perché a mio avviso io un banco solidale, come le ripeto, dottor Ferrazzi, e quello che non funziona non siete voi, non siete assolutamente voi, è il servizio sociale che non funziona, è il servizio sociale che è poco vicino a queste donne, a queste famiglie, le pari opportunità, lo dico io, dottor Ferrazzi, non lo deve dire lei, lo dico io. Io a un banco solidale non ho visto una in 12 anni delle pari opportunità, eppure dovrebbero essere le prime che intervengono. Capisce che la politica è entrata a gamba tesa dappertutto, non ci sono le persone che vorremmo avere con una sensibilità, con una competenza, con un aiuto, non ci sono, ma questo vale anche per i diversamente giovani, abbandonati a se stessi. Chi ascolta il vecchio, come lo chiama il direttore Giorgio Pavà, io lo chiamo diversamente giovane, dottor Ferrazzi, anche se il direttore non lo vuole, mi dice no, si chiamano vecchi. Perché non dobbiamo lasciarli soli, perché se siamo arrivati così belli e forti è merito di queste persone che hanno lavorato tanto, che ci hanno aiutato a crescere anche bene, o sbaglio? Però abbiamo Sebastiano in linea da Abano, poi scusa dottore ti do la linea. Sebastiano, scusami se ti ho fatto aspettare Sebastiano, ma era talmente un discorso importante che stava facendo il dottor Ferrazzi che non l'ho interrotto, prego. Nessun problema, per lei aspetterei anche 20 ore a telefono. Grazie Sebastiano. Grazie a lei e a tutti i suoi ospiti. Io volevo sapere una cosa, purtroppo è venuto a mancare il mio cognato, perché purtroppo è morto di un tumore. Ora, la figlia di mio cognato voleva andare in ospedale a trovarlo quando era ricoverato, però glielo vietavano di entrare perché dice che non potevano entrare i parenti. Ora io dico, mia nipote naturalmente è vaccinata, quindi ha fatto tutti i vaccini e gli ha detto, dice, io voglio entrare a vedere il mio padre, se volete mi fate anche un tampone per vedere se sono positiva o negativa, fate tutto quello che volete, basta che vada a trovare mio padre, e gliel'hanno vietato. Ora com'è possibile? Cioè, io dico, no, se ci facciamo il vaccino e siamo un po' più sicuri, ma com'è possibile che una figlia non può andare a trovare in ospedale al proprio genitore
perché per il problema del coronavirus. Ma allora spiegatemi voi una cosa, a che cosa è servito avere tutti questi vaccini? Ci siamo vaccinati tutti, che poi neanche ci permettono di andare in ospedale. Sebastiano, scusa un attimo Sebastiano, di quale ospedale parli? Che bisogna anche capire di quale ospedale parli. Palermo. Sì. Posso fare un'osservazione? Aspetta un attimo Sebastiano che il dottor Ferrazzi vuole intervenire. Prego dottor Ferrazzi. Allora, due cose. Per quanto riguarda l'accompagnamento al parto, la presenza cioè del papà e del partner al parto, noi l'abbiamo difeso sin dal 20 marzo del 2020, perché è assurdo che in un momento così importante come la nascita non ci fosse la presenza del papà. Quindi questo l'abbiamo messo nelle linee guida, sono passate nelle linee guida nazionali. Uguale dovrebbe essere per la fine della vita, no? Io trovo assurdo, l'umanità è da 20.000 anni che accompagna la morte dei propri cari. Ci distinguiamo persino gli elefanti accompagnano la morte dei vecchi elefanti e il fatto che per pochi euro di una mascherina e di un tampone non si sia permesso negli ospedali accompagnare il fine vita o le malattie gravi dei propri cari, io lo trovo una cosa assurda. Io ho fatto quello che ho potuto per la parte ostetrica, ma trovo assurdo che una figlia non possa entrare ad accogliere la malattia e a seguire la malattia del padre. Questa è stata una carenza etica di cui si rimproveranno i politici per anni e anni. Quello che sta dicendo. Sì, ha fatto bene dottor Ferrazzi. Sebastiano, sei in linea? Adesso, ma basta. Io appunto ringrazio il dottore, però io dico, mi meraviglio per quale motivo un ospedale si può permettere di lasciare una figlia fuori, per quale motivo? Cioè, mia nipote ha detto io mi faccio il tampone a carico mio, mi metto 10 mascherine, tutto quello che volete, basta che mi fate abbracciare. Che periodo era, Sebastiano, chiede il dottor Pavan? Fino a un mese fa. Un mese fa. Esatto. Grazie Sebastiano, devo chiudere, se no non riesco ad andare avanti, il tempo purtroppo stringe, ma sei stato molto chiaro e anche come risposta che hai avuto dal dottor Ferrazzi. Sentiamo anche il dottor Pavan come risponde, come commenta questa telefonata. Beh, insomma, per quanto riguarda il Covid, noi a parte il periodo del lockdown, però poi le aperture sono sempre rimaste, nel nostro caso anche nel Veneto, insomma, per il tema del fine vita. È controumano, è disumano, insomma, non permettere questo, oltre che, come dire, una procedura. Il fatto che possa essere avvenuto fino a qualche mese fa è davvero molto preoccupante, perché denota, diciamo così, un approccio ai sistemi e alla vita che non è quello giusto. Quindi se questo è avvenuto nell'arco del 2023 o 2022, insomma anche nell'arco del 2022 a Palermo, è un elemento da denunciare assolutamente con sdegno e con proprio anche da arrabbiati, ecco, perché non è possibile permettere questo. In Veneto, diciamo così, le cose mi sembra che siano andate diversamente, perché come è giusto festeggiare la nascita, uso un po' questa parola, si festeggia anche la morte, si festeggia in termini diversi ovviamente, ma la si onora quantomeno stando accanto alle persone che se ne vanno e accompagnando questo processo, insomma. Allora, dottor Pavan, io l'ho invitata per parlare anche del caso che è stato scoperto fortunatamente a San Donà, di questa struttura dove questi anziani venivano picchiati, ecco, venivano maltrattati. Io dico sempre che sono fortunata a essere a Treviso, qui lo dico anche questa mattina, ed avere queste RSA, ma soprattutto di avere lei come direttore. Lei lo sa come la penso, io dico quello che penso, perché c'è un controllo ferreo, c'è una polizia ferrea, io ci vado perché lo so, lo dico, vado a tutte le ore, come sa il dottor Pavan, non è che abbia degli orari stabiliti, entro dappertutto grazie al dottor Pavan, vado a vedere un po' dappertutto, sempre rispettando la privacy naturalmente, lei lo sa, però li vado a salutare, questi diversamente giovani, e loro quando mi vedono non vi dicono proprio la gioia, la festa, perché qualcuno arriva. Ecco, sta cambiando anche il modo di accompagnare questi
non li chiamo vecchi, non ce la faccio, dottor Pavano, diversamente giovani, però vedo tanti giovani stranieri, preparati, di una dolcezza immane. Allora, non dobbiamo vedere sempre l'albero che cade e non la foresta che state cercando di far crescere anche con questi giovani diversi che magari parlano poco l'italiano, ma lo accarezzano, lo puliscono con una dolcezza incredibile, quello che nemmeno il familiare riesce a fare o non vuole fare. O sbaglio, dottor Pavano? Beh, intanto, visto che io e te litighiamo sul diversamente, mi chiedo se il dottor Ferrazzi si sognerebbe mai di chiamare diversamente vecchio un bambino che nasce. Secondo me no, anche se la presenza nostra, dottor Ferrazzi, oggi testimonia il ciclo della vita, no? Cosa che abbiamo tutti studiato, imparato. In verità si inizia a invecchiare proprio dalla nascita, no? Quindi diciamo così che lei si occupa dei diversamente vecchi e io dei diversamente giovani. Ma poi essere vecchi e essere giovani è uno stato dell'anima, secondo me, perché l'anagrafe dice quello che dice, insomma, ecco. Ma a parte questi elementi, insomma, un'altra cosa rispetto a quanto dice il dottor Ferrazzi è questa. Insomma, da me lavorano circa 1 migliaio di persone, sono spesso persone giovani coppie, oltre a persone anche in età. E obiettivamente c'è questa difficoltà. Noi abbiamo avuto un'evoluzione civile, diciamo, ad esempio il tema dei diritti delle donne, no? Quando partoriscono. Noi dobbiamo sviluppare un welfare. In Italia è stato venduto un welfare familistico, ma non nel senso che le politiche hanno aiutato le famiglie, nel senso che le politiche hanno detto alle famiglie: arrangiatevi. Frutto di una cultura cattolica, frutto di una cultura popolare, frutto delle famiglie larghe, eccetera, eccetera. Oggi questo non regge più, diceva bene il dottor Ferrazzi, in Francia, in Nord Europa. C'è un trend diverso che fa sperare. Invece noi abbiamo rovesciato la piramide. Pochi bambini e tantissimi anziani. Per carità, l'anzianità è un valore della nostra società, che peraltro è un valore nella misura in cui c'è una qualità della vita e c'è una dignità dell'invecchiare, perché un vecchio che diventa vecchio ma è abbandonato, voglio dire, è un disvalore di una società. Quindi noi dobbiamo concentrare l'attenzione sulle famiglie e concentrare l'attenzione non solo sui bambini che nascono, che lì, come dire, tra virgolette è più facile, no? È più facile perché è la natura che ci porta a salutare con entusiasmo la nascita di una nuova persona, ma anche ad aver cura delle persone anziane. Oggi le persone anziane non autosufficienti sono circa 4 milioni in Italia. Dai servizi sono seguite in 1,5 milioni, 2,5 milioni di non autosufficienti non pervenuto. I servizi nemmeno li conoscono. Allora ci domandiamo come stanno. Uno dei più gravi problemi è l'isolamento sociale. Abbiamo circa, provincia di Treviso, ultra 75 anni, abbiamo circa il 48% delle persone che oggi abita da solo. Il tema dell'isolamento e della solitudine, che poi ha un correlato sulla depressione e quindi sui problemi fisici, è uno strazio umano. Ecco, da questo punto di vista, allora, noi abbiamo un grandissimo problema. Dopo parliamo di un altro tema, che è il valore sociale dell'assistenza, di prendersi cura delle persone. Come è successo in quel caso che ho conosciuto, credo siano poi 2 i casi di mamme che hanno portato i figli. Un bambino e una bambina. E per fortuna che l'hanno portato lì, e guai a giudicare, perché lo strazio di una mamma che porta il proprio figlio perché si rende consapevole e le sue difficoltà, voglio dire, accogliamo e facciamo il possibile. Ma dall'altra parte il venire meno dei valori della cura, no? Del prendersi cura di chi ha bisogno, e sta declinando con una profonda, forte, numerosissimo diminuzione, diciamo così, di percorsi formativi e scolastici che portano i nostri giovani nei lavori, diciamo, della presa in carico, della cura delle persone. Questo sta determinando uno sconquasso, uno stravolgimento completo all'interno delle nostre organizzazioni. Dicevo, su 75 infermieri a Treviso, ad esempio, sono 66 gli infermieri extracomunitari.
attenzione della parte povera ovviamente del mondo, perché chi prende uno stipendio doppio in Francia, in Germania, in Olanda non viene certo in Italia, ma vengono dal Sud America e dall'Africa e dall'India ad esempio, e vengono qui per cercare di migliorare la loro condizione di vita. E io dico sempre grazie signori stranieri che venite da noi e accudite i nostri anziani insieme a noi, grazie, grazie e grazie, perché altrimenti i veneti non sarebbero assistiti dai veneti. Dottor Pavan, anche io aggiungo che forse dobbiamo smettere di guardare il colore della pelle, ma pensare che sono delle persone che hanno un cuore, il sangue è rosso, gli organi sono gli stessi e perciò anche noi culturalmente dobbiamo crescere, perché purtroppo facciamo fatica. Io ho ricevuto telefonate dove si diceva ma è un colore diverso, una cultura diversa, un modo di approcciarsi diverso, invece si parla solo di sensibilità e di cura verso un'altra persona. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, perché il tempo purtroppo è tiranno. Andiamo a Padova, andiamo a vedere questo centro cambio sesso e poi vorrei sentire anche l'opinione del dottore Enrico Ferrazzi. Metà, la prima scaletta. Centro per l'incongruità di genere. A Padova esiste dal 2009 un centro specializzato della sanità pubblica per chi vuole cambiare sesso. In quasi 14 anni sono state 209 le persone che sono state seguite dal centro, che lavora su più livelli. C'è il supporto psicologico, c'è il supporto appunto terapeutico della terapia farmacologica e poi c'è l'attività chirurgica, no? Quindi sono varie fasi, varie step che appunto devono essere ben conosciute e ben da parte di chi ci sta sentendo, voglio dire. Ecco, non è che facciamo gli interventi a tutti. È un percorso molto particolare, molto complesso, che va appunto attentamente seguito, ma numericamente molto, molto limitato. 14 anni di supporto psicologico e medico forniti da un centro che potrebbe diventare per legge una realtà ospedaliera strutturata e di riferimento nazionale. Ci stiamo lavorando, abbiamo presentato ieri in Regione il nostro progetto, perché questo era l'incarico che la Regione ci ha dato. Appena abbiamo il ritorno dalla Regione struttureremo formalmente questo centro, anche se, ripeto, è qualcosa che stiamo già seguendo da tempo. Allora, abbiamo sentito le parole del direttore generale di Padova, Giuseppe Dalben. Allora, la mia domanda, dottor Ferrazzi, è anche questa. Ma questi ragazzi che ho avuto anche ospiti, ragazzo che è diventato ragazza e ragazza che vuole diventare ragazzo con grande fatica, siamo culturalmente preparati per dare supporto a queste persone? Perché ho sentito tanta amarezza da parte di questi ragazzi o ragazze, la fatica di far capire ai stessi genitori a volte, forse la mamma capisce di più, il papà molto meno, fa fatica ad accettare, e soprattutto il dopo, questo dopo che è anche doloroso. Cosa vuole dire, dottor Ferrazzi? Io veramente è un tema che trovo difficile da affrontare, no? Perché io penso che sono due livelli diversi. Dunque, quello di cui parlava il collega dell'ospedale di Padova è, come dire, la punta di un iceberg di persone che hanno questo, come dire, dolore psicologico, di diversità tra quello che è il loro essere fisico e il loro essere profondo mentale, no? E quindi richiedono anche un accompagnamento psicologico, richiedono anche interventi poi di tipo chirurgico per modificare, come dire, la loro possibilità di vivere una vita come vorrebbero. Questo è un po' la punta dell'iceberg. Quello che invece è molto cambiato nella società attuale è accogliere il fatto che in realtà nella storia dell'umanità è sempre esistita, e cioè il fatto che il genere fisico non sempre dal punto di vista della sessualità, dello stile di vita, si associa al modo di sentirsi della persona, no? Quindi io credo che noi dobbiamo essere in grado di riconoscere con umiltà che
una parte della storia della nostra cultura è stata troppo improntata da una rigidità da questo punto di vista, no? Ed è stato straordinario il discorso del Papa che ha detto chi siamo noi per giudicare l'amore degli altri. Quindi francamente ecco l'idea che l'omosessualità, come viene così definita in modo credo sbagliato, sia qualche cosa di socialmente sbagliato, irregolare, personalmente fonte di disturbo e quant'altro, penso che sia giusto considerare che non è così, non deve essere così. Credo che noi, riconoscendo questa possibilità, diamo a tante persone la possibilità di vivere felicemente la loro vita. Io ricordo, non so, collega, uno degli ospedali in cui ho lavorato, che finalmente, proprio dopo le parole del Papa, pubblicamente ha riconosciuto la sua diversità di genere ed si è trasformato anche dal punto di vista caratteriale, no? Proprio per la possibilità di vivere socialmente la sua vera personalità senza essere considerato un diverso, un emarginato o quant'altro. Quindi proprio si è liberato con questo tanta energia e tanta felicità. Ecco, credo che questo sia qualche cosa su cui la nostra società deve riflettere umilmente e capire che per tanti secoli abbiamo sbagliato a irrigidire il concetto di genere e non capire che nella vita biologica umana stessa questa diversità di vivere la propria vita, no? Quindi io penso sia un grande passo avanti, quello di riconoscere umilmente l'errore e riconoscere di fatto la serenità, la normalità di questo. Ecco, quello che personalmente non condivido ovviamente sono gli aspetti, come dire, estremi, no? Però come tutte le cose, l'estremismo nasce quando non c'è accoglienza, no? Adesso è un concetto un po' generale. Perfetto, perfetto. Sì. Bravo, dottor Ferrazzi, complimenti. Abbiamo Letizia da Vicenza. Pronto? Pronto? Prego Letizia, scusami, ma veramente sono discorsi molto importanti questa mattina che vale la pena di seguire. Prego. Sì, è vero, difatti li sto seguendo molto attenta. Buongiorno. Letizia, parla e non ascoltare la televisione, anzi abbassala completamente per cortesia. Sì, grazie. Buongiorno. Veloce. Sì, va bene, grazie. Ecco fatto. Prego Letizia, veloce per cortesia. Ecco, no, io stavo ascoltando la trasmissione che ce ne vorrebbero molti di queste trasmissioni. Per sensibilizzare la gente e per tirar fuori la giustizia che a volte c'è e a volte non c'è. Basta così Letizia? Oh no, io ho un nodo nel cuore che ho fatto un ictus 2 anni fa e mi trovo con bisogno di avere una signora che mi aiuta. Quanti anni hai Letizia? Quanti anni hai? 85 fra poco. 85? Adesso 84, a novembre 85. Cara la mia Letizia. Ecco il discorso che dicevo prima. Letizia, lasciami il tuo numero di telefono per cortesia, che poi vediamo tramite la nostra sede se riusciamo a farti arrivare qualcosa che sia un qualcosa di concreto, che è questo accompagnamento che si parlava prima, dottor Pavan, al diversamente giovane. Lo chiamo così e continuerò a chiamarlo così, mi dispiace, ma io proprio vecchio non riesco. E Letizia, lascia il tuo numero di telefono perché ti sento anche molto provata. Questa è la dimostrazione che dicevo io, deve cambiare il registro i servizi sociali, a me non me ne può fregare di meno di avere le grandi strutture. Abbiamo bisogno di persone, abbiamo bisogno di servizi alle persone.
non me ne frega niente delle strutture d'oro, abbiamo bisogno di persone professionalmente preparate che accompagnano questi pochi giovani e questi pochi anziani che abbiamo, perché siamo in pochi, siamo in tanti ma siamo in pochi, non riusciamo a dare risposte. Dottor Pavan. Fammi dire una cosa, intanto sull'apertura io faccio un plauso alla Regione Veneto, a Zaia in modo particolare, che ha avuto il coraggio, diciamo così, di svelare una cosa che è nella natura delle cose. Anticamente ho fatto 4 anni di sessologia clinica a Bologna e quindi li ho affrontati 30 anni fa un po' queste problematiche e dico che fa più danni il pregiudizio che il cattivo intervento sanitario. Il pregiudizio e lo stigma ha davvero fatto disastri nelle persone che avevano un'identità psicologica diversa da quella della connotazione fisica. Devo dire però una cosa positiva, che le giovani generazioni sono migliori delle vecchie generazioni. Le nostre generazioni hanno preso per il naso gli omosessuali, i ragazzi che si comportavano in modo diverso e abbiamo creato noi stessi dei danni ai nostri amici, ai nostri colleghi, a chi presentava una forma di diversità quasi in un'ignoranza profonda della provincia proprio del nostro paese. E devo dire, fare un plauso ai giovani, ai ragazzi a cui non passa nemmeno per l'anticamera del cervello l'idea di non riconoscere le diversità delle persone, in particolare in tema di scelta sessuale. La fermo perché dobbiamo assolutamente sentire l'intervista di Marco Trabucchi, presidente Associazione Italiana Psicogeriatria, perché è troppo importante e vorrei anche commentarla. Andiamo a sentire l'intervista. Questo 23° congresso è stato una sorta di riassunto di tante attività che abbiamo svolto nell'anno scorso ma anche negli anni precedenti. È incentrato su alcuni criteri fondamentali: il benessere dei cittadini anziani fragili, non di tutti perché noi ci occupiamo soltanto dei fragili, l'assistenza delle persone affette da malattie particolarmente frequenti durante la terza età o la quarta età, e quindi in particolare la demenza, la depressione e tutte quelle patologie di ordine somatico che vanno dalla BPCO, lo scompenso, al diabete, eccetera, che hanno influenze sul comportamento e sulla qualità della vita delle persone. E questo è lo scopo fondamentale. Ecco, abbiamo visto una anche apertura agli operatori sociosanitari per la prima volta quest'anno, se può dirci le ragioni e gli scopi. Grazie per la domanda, mi fa molto piacere perché di questo congresso una delle cose di cui vado più orgoglioso è di aver avuto oltre 400 iscritti operatori sociosanitari. È stata una scelta che l'AIP ha fatto in questi anni di curarsi e di curare la formazione delle persone che poi sono le più importanti per la salute dell'anziano, in particolare nei servizi, perché loro sono sempre 24 ore su 24, loro possono dire davvero non ti abbandonerò mai, e più sono colti e più sono tecnicamente formati, meglio stanno gli anziani fragili che affidiamo ai servizi. Allora, dottor Ferrazzi, siamo in chiusura, come vuole salutarci? Lei di fragili li ha sempre tra le mani, quando nasce questa creatura, più fragile di questa creatura è la fragilità che incontrerà anche dopo, se non ci saranno delle persone che accompagneranno anche questi genitori non sempre preparati, come si parlava prima, ma voi fate del vostro meglio per cercare di questa fragilità dare il modo più sereno di nascere. Prego. Beh, questo è uno sforzo che andrebbe aiutato anche dalla politica. È uno dei temi su cui le donne sono più avanti della politica, ad esempio, è scegliere per la nascita i grandi ospedali che danno sicurezza, hanno risorse, hanno ostetriche, hanno capacità di cura e di care. E noi spendiamo un sacco di soldi per mantenere piccoli punti nascita che non sono sicuri, che non sono oggi in grado di affrontare le possibili criticità del parto. Quindi quello che abbiamo visto in questi ultimi anni, a fronte della riduzione della natalità, è che le donne scelgono sempre di più i grandi ospedali.
questo per il sistema, penso per tutto il sistema sanitario, sarebbe un enorme risparmio, perché i piccoli ospedali dovrebbero essere trasformati in strutture appunto di sostegno alla cronicità, di sostegno, come dire, socio-sanitario, e non spendere soldi per intensità di cura che invece devono essere concentrati nei grandi ospedali. Penso a Padova, penso a Verona, penso per noi Milano, Bergamo, Brescia. Quindi evitare di buttare via soldi che invece sono importanti per quello di cui avete parlato sino ad ora, cioè per il sostegno sociosanitario. Posso chiudere con una nota di colore? Velocissimo, dottor Ferrazzi, perché sono proprio in chiusura. Il problema degli anziani non è soltanto il sostegno, ma è dare un ruolo. Io ho avuto questa esperienza così che mi ha molto colpito in una città del Marocco, a vedere nelle piccole botteghe i giovani che lavorano con il nonno che continua a lavorare. Anche una volta eravamo così, dice il dottor Pavà, avevamo sempre il nonno, invece adesso il nonno purtroppo non c'è più. Dottor Ferrazzi, devo salutarla e la ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Salutiamo Enrico Ferrazzi, direttore della clinica ostetrica Mangiagalli di Milano. Spero di averla ancora ospite, dottor Ferrazzi, perché veramente è importante, come ha sentito, ecco, avere l'informazione. Un minuto per chiudere, dottor Pavà. Allora, 2 messaggi. Il primo messaggio è alla politica, in particolare quella regionale, sul tema degli anziani e anziani soli. Abbiamo visto la signora di 85 anni che ha bisogno di un sostegno, probabilmente ha già avuto l'intervento sanitario, ma il sostegno. Quindi che i politici nostri si mettano una mano sulla coscienza e l'altra sul portafoglio. La seconda questione è invece un invito a tutti i cittadini di Treviso, della provincia. Il giorno sabato 22 prossimo noi organizziamo un concerto di blues, d'accordo, con la Blues Band No Vediamo se Profit, riusciamo a vedere la locandina. al Teatro del Monaco, quindi nella Perla di Treviso. Ovviamente l'offerta è offerta libera, come ovvio Eccola che sia. qua. La locandina lo dice, un'offerta libera, perché noi vogliamo, attenzione, con i soldi del ricavato fare dei check cognitivi alle persone che hanno più di 50 anni, che pensano di averne bisogno, per dare una prima valutazione di indirizzo rispetto a possibili problematiche. Il tema della demenza precoce è un grande tema. È all'interno del progetto Treviso città amica delle persone con demenza. Vi invitiamo tutti, iscrivetevi, telefonate e sarete accolti. Grazie, grazie, grazie. E grazie anche a Giorgio Pavan, direttore ISRA, grazie anche a voi, La Posta di Mirella. Ciao. E ora. Sabato, per ricordare Mattia Battistetti, e considerato che abbiamo avuto in studio Monica Michelin con il marito e abbiamo parlato di questo dolore che non passa mai, un dolore incessante, queste sofferenze, queste continue umiliazioni senza rispetto di qualcuno che invece dovrebbe veramente cercare di supportare questi genitori, questa famiglia che sta lottando per avere giustizia, anche per altre famiglie, anche per altre vittime, visto che continuano tutte le settimane, queste persone muoiono nei cantieri durante il lavoro. Allora questa poesia, dedicata sempre a tutte quelle persone che non ci sono più da parte delle loro mamme e dei loro familiari. È una poesia molto triste, un racconto molto triste, però non si può sempre essere allegri. Bisogna avere il coraggio anche di ricordare, anche se è sabato e domani sarà domenica. Anche perché appunto, come avete sentito, oggi inaugureremo questa mostra nella Villa Margherita, nella barchezza di Villa Margherita alle 16. Chi vuole partecipare sarà ben accolto per aiutare questi genitori a sopportare questo dolore. Mamma, chi sono gli uomini che stanno entrando in casa? Sono tutti vestiti di nero, con un cappotto lungo che taglia le ginocchia. Sono cupi, tristi, freddi. Ah, capisco, i becchini. Mio Dio, mamma, che impressione. Mi appoggio al balcone per ascoltare un po'. Non ho le forze di entrare, capiscimi. Sento parlare di legno, di bare, di colori, di fiori. Sto iniziando a realizzare. Ma davvero non mi senti, mamma? Davvero non mi vedi? Guardo il tuo viso che è quello del dolore, della morte. È lì che decido di entrare. Mi sono seduto in braccio tuo dopo tantissimi anni in cui il mio peso non ti consentiva di sorreggermi più.
Ora sono talmente leggero che nemmeno te ne accorgi. Sai, mamma, che sto ancora tanto bene su di te? La giornata è di un grigio colossale, di un grigio pietra che toglie il fiato. I tuoi occhi poi non ne parliamo. Resti bellissima, anche se ti faccio male. Mi state discutendo davvero sul mio funerale. State succedendo veramente... Non voglio farti male, mamma, te lo giuro. Ti sento vuota, ti sento laica, ti sento atea. Dov'è Dio per te ora, mamma? Ora che ti sto in braccio, ora che ti sto toccando, ora che la mia anima ad 1 centimetro dal tuo cuore, non mi senti. Più Dio si avvicina e più noi gli stiamo distanti. È proprio vero, sai, mamma? Vorrei spiegartelo, che lui non c'entra, che lui ha avuto 1000 modi per avvisarmi di tagliare la corda da quel maledetto lavoro che li ha usati tutti. Ha usato la tua voce, la tua preoccupazione, i sorrisi pensierosi dei nonni, lo sguardo severo di papà, le mani dolci di Anna. Io non li ho colti, mamma. Io non pensavo che Dio facesse così sul serio. L'ho sottovalutato e l'ho sfidato. Ma si sa, la giustizia divina ha il suo corso. Il destino delle persone è mutabile solamente se si lavora per renderlo tale. Io, spavaldo, ho colto tardi questi segnali, mamma, e ti ho procurato tanto dolore, mamma. Mi sento tanto in colpa, mamma. Mi sento realmente un macigno sul cuore. Non abbandonare Dio, mamma, non lo fare. Trovami in un fiore, in campo di girasoli, in una farfalla bianca. Cercami, mamma. Cerca la voce di Dio, lasciati condurre a me da Lui. Io non scappo, mamma,